circolare, ciclo dei rifiuti, end of waste e sottoprodotti di ARPA Veneto, che invito quindi a presentare, avrà le slide. Prego. Ci Così servono... sì? Ok. Grazie a tutti, buongiorno a tutti e grazie anche per l'opportunità di presentare il nostro progetto. Io, come anticipato, sono Serena Vendramin, faccio parte dell'unità organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti e appunto oggi sono qua per presentarvi il progetto Waste Reduce. Però non sono le mie slide. Intanto anticipo un po' di cosa si tratta il progetto. È un progetto Interreg Italia-Croazia e appunto fa parte quindi della rete dei progetti Interreg che si occupa di far cooperare varie nazionalità per la protezione e la salvaguardia di aree sia terrestri che acquatiche. Provo a vedere se adesso... No. Stanno arrivando, ok. Proseguo intanto? Ok. Allora, come anticipato, il progetto prevede la collaborazione di Croazia e Italia, quindi tra i parti del progetto troviamo appunto vari enti e associazioni sia croati che italiani. Tra questi il lead partner è appunto un partner croato, in particolare è l'Istituto Croato per l'Agricoltura e il Turismo, mentre tra i partner italiani troviamo l'Università di Trieste, ETRA, ARPAV appunto e Etifor. Io vado avanti intanto se... Ok. Per quanto riguarda ARPAV, noi collaboriamo, l'unità appunto organizzativa Economia Circolare Ciclo di Rifiuti, insieme all'ufficio progetti e insieme cerchiamo di migliorare e implementare le azioni di gestione dei rifiuti in linea con quanto descritto all'interno del piano regionale del ciclo dei rifiuti. Perfetto. Allora, recupero, questo l'abbiamo già visto, appunto i vari partner del progetto e appunto ciò che noi di ARPAV cerchiamo di portare avanti con questo progetto, il nostro ruolo all'interno. Quindi oltre all'implementazione di queste azioni in linea con il piano regionale, cerchiamo di cogliere l'opportunità di capitalizzare i risultati raccolti anche col progetto Marles che si è concluso l'anno scorso e che ha avuto ottimi risultati e portarli all'interno di questi o altri progetti e inoltre siamo coinvolti anche all'interno del piano di lavoro di questo progetto, quindi cerchiamo appunto di portare avanti la comunicazione e varie attività che ora vi espongo. Qual è però l'obiettivo del progetto Waste Reduce? L'ho un po' anticipato precedentemente, appunto l'obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti nelle aree protette e nelle aree Natura 2000, cercando di analizzare, monitorare e ideare nuove strategie per la gestione dei rifiuti adeguata in queste aree. Il budget è più di 1,5 milioni di euro e è previsto un periodo di 30 mesi circa. Il progetto è iniziato a febbraio di quest'anno e quindi si prevede la sua conclusione a luglio del 2026. Come proviamo a portare avanti questo obiettivo? Abbiamo identificato vari step, il primo dei quali, quello che stiamo percorrendo in questo momento, è proprio l'analisi dei dati e della situazione attuale. Quindi cerchiamo prima di tutto di identificare le esigenze di stakeholder e rappresentanti delle istituzioni che lavorano nei siti individuati e di mappare il comportamento di chi visita questi siti. Una volta fatto ciò e analizzato i dati raccolti, proviamo a identificare delle strategie che porteranno a prevenire ed evitare l'utilizzo di rifiuti e l'abbandono ovviamente di rifiuti in queste aree, a ridurre l'utilizzo di rifiuti, soprattutto i rifiuti monouso, che in queste aree sono un problema proprio perché spesso sono aree che hanno come scopo magari gite quotidiane di vari cittadini e ideare delle nuove strategie per mitigare l'impatto del comportamento umano in questi siti.
Queste sono le aree pilota che abbiamo individuato, appunto essendo un progetto internazionale ci sono aree sia in Italia che in Croazia. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo identificato l'area del Medio Brenta che come sappiamo tutti svolge un importantissimo ruolo come corridoio ecologico oltre a essere un'area Natura 2000. Invece per la Croazia è stata identificata Sakarum Bay che con le sue varie praterie di Posidonia è un importantissimo polmone dell'Adriatico, oltre che la costa ovest istriana, anch'essa contiene varie aree Natura 2000 che quindi svolgono un ruolo importantissimo per l'ecosistema. Nello specifico dell'area pilota italiana, ovvero il Medio Brenta, abbiamo identificato 3 siti in particolare in cui andremo a svolgere le variazioni che abbiamo programmato. Il primo è il lago di Camazzole a Carmignano, poi abbiamo identificato il Parco Brentaviva a Fontaniva e l'area naturalistica che si trova a Grantorto. All'interno di queste 3 aree appunto sono programmate varie variazioni. Ora vi illustrerò brevemente quelle che sono in atto in questo momento, quindi quelle su cui stiamo lavorando. Prima di tutto delle sessioni di osservazione. Abbiamo programmato delle sessioni di osservazione proprio per raccogliere informazioni sul territorio, quindi sia informazioni sulle conseguenze dei comportamenti dell'uomo sui siti individuati che capire meglio i problemi proprio del territorio, dei punti, dei siti individuati. Per far questo abbiamo la metodologia ci porta a fare 2 sessioni di osservazione per ciascun sito, almeno 2 giornate di osservazione, e in momenti diversi, quindi sia in diversi momenti della giornata che in diversi periodi dell'anno, proprio per cercare di analizzare il meglio possibile la situazione reale dei siti. Un'ulteriore azione che è in atto in questo momento sono interviste agli stakeholder. Si tratta proprio di interviste semi-strutturate che noi andremo a somministrare nello specifico a rappresentanti di istituzioni oppure a stakeholder locali, proprio perché ci interessa raccogliere informazioni su come loro ritengono sia più opportuno gestire i rifiuti nelle aree individuate. Quindi è un'intervista molto specialistica rispetto a queste informazioni. E l'ultima azione in atto, che è quella su cui oggi vogliamo mettere un po' più il focus e per la quale vi ho riportato nella slide un QR code che chiedo a chi abbia piacere di scannerizzare per rispondere al questionario. Questa azione appunto proprio sono sondaggi per i visitatori, quindi è rivolta a tutti i visitatori del Medio Brenta e è essenziale per noi per poter raccogliere le percezioni più comuni di qualsiasi persona che abbia visitato il Medio Brenta. Gli obiettivi sono principalmente 2, come dicevo: uno è raccogliere osservazioni, idee, valutazioni rispetto a queste aree e all'abbandono di rifiuti che purtroppo a volte avviene in queste aree. La seconda è individuare i fattori individuali o ambientali che influenzano questo tipo di abbandoni. Grazie all'analisi di questi dati poi ragioneremo su delle strategie specializzate proprio su questi dati e su questi territori. Ok. Come vi spiegavo, il sondaggio è rivolto a qualsiasi visitatore, quindi appunto rivolgo l'invito a tutti, proprio per raccogliere più dati possibili per poter fare un'analisi che sia più solida possibile. Ciò che viene richiesto all'interno del sondaggio è proprio di esprimere una propria opinione, una propria valutazione rispetto a questi luoghi. E le domande sono di vario tipo. Troveremo sia domande più generali rispetto ai siti Natura 2000, siti protetti, che domande specifiche sui siti che vi ho elencato prima, quindi i 3 siti individuati per il Medio Brenta. Le domande, c'è un paio di domande aperte, risposta breve, e poi ci sono per lo più domande a scelta multipla, quindi sì, sotto questo punto di vista più rapide. Come ultima informazione ci teniamo a condividere con voi la programmazione dei prossimi appuntamenti.
ovvero un workshop che abbiamo programmato per il 30 gennaio 2025 e si terrà a Piazzola sul Brenta. Questo sarà un'occasione a cui noi teniamo molto per proprio discutere di queste tematiche. Avremo una parte di condivisione delle strategie adottate in altre occasioni o situazioni similari a quelle del Medio Brenta, che trattiamo invece con questo progetto, e poi una seconda parte con dei tavoli di lavoro durante i quali ci sarà modo di discutere e lavorare insieme per identificare delle azioni che potrebbero invece essere più adatte rispetto proprio al Medio Brenta e al progetto in corso, ma anche eventualmente riproponibili in varie situazioni. Quindi appunto segnatevi pure la data per questo workshop, noi vi aspettiamo. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, lascio qua il mio contatto se qualcuno avesse curiosità sul progetto e di nuovo il QR code che noi accettiamo molto volentieri più risposte possibili. Grazie per l'attenzione e buona continuazione. Grazie alla dottoressa Vendamin. Ora entriamo nel vivo della tavola rotonda dedicata appunto al confronto tra i consigli di bacino. Ovviamente quindi è un tema, sappiamo quello che poi andremo a affrontare, molto importante. I nostri consigli di bacino sono impegnati in quella che è l'applicazione del piano d'ambito e nel raggiungimento degli obiettivi al 2030 e quindi ascolteremo da loro direttamente le sfide, le criticità che affrontano poi sui territori, ma anche le buone pratiche e le potenzialità. Io chiamerei a introdurre il tavolo i nostri due relatori, Loris Tomiato, direttore generale di ARPA Veneto, e il già intervenuto Francesco Chiosi, direttore unità organizzativa Ciclo dei rifiuti ed economia circolare della Regione del Veneto. Prego. La mia introduzione in sostanza serve anche per dare gli elementi a Tosato, che poi guiderà la tavola rotonda, di un percorso che chiamerei solidaristico. Poi vediamo un po' che cosa intendo su questo. Allora, probabilmente se lunedì va come dovrebbe andare, lunedì mattina abbiamo in sostanza tutti i presidenti dei consigli di bacino che dovrebbero dare il via al percorso della tariffa unica, sanciscono un lavoro che è durato più di un anno, direi, da questa parte. Da dove partiamo? Vediamo se... No, questa, no. Allora, partiamo da una visione della suddivisione degli ambiti che risale al 2012. Nel 2012 non avevamo ancora il piano, il piano precedente a questo era del 2015. La divisione territoriale, come vedete, è una decisione di natura politica e che si basa su principi che adesso possono risultare diversi rispetto alla situazione attuale. Abbiamo una diversa complessità perché abbiamo territori molto vasti e invece aggregati metropolitani come il bacino di Verona Centro. Abbiamo aree fortemente turistiche, Venezia nella fattispecie è quello più rappresentativo, e abbiamo aree invece di media e bassa pianura e quindi con grandi vastità territoriali e comuni molto piccoli. Quindi questa diversità, che poi è accompagnata dalla distribuzione della presenza degli impianti, quindi abbiamo bacini che non hanno impianti, faccio l'esempio di Treviso, quindi sia i due in sostanza nell'ambito trevigiano, e abbiamo altre situazioni territoriali che presentano invece un'articolazione impiantistica molto, molto più vasta, articolata e complessa. Quindi tutte queste dinamiche, siccome l'argomento è trasparenza, equità, cioè il percorso è quindi quello di mettere insieme le diversità
che sono diversità problematiche, che sono diversità che hanno portato negli anni alla necessità dei decreti emergenziali per lo smaltimento dei rifiuti, devono essere ricomposte in un percorso di questo tipo. La proposta fatta, e qua dico grazie ai direttori dei 12 ambiti, abbiamo Laura che addirittura ne ha 2, quindi voglio dire è bisvalida in questo momento qua. Perché? Perché se la proposta arriva ad essere articolata e sottoposta ai presidenti, è proprio perché abbiamo con il vostro aiuto superato l'idea che ci sia qualcuno di più bravo, qualcuno di meno bravo e di qualcuno che può partire prima e di qualcuno che può aspettare. Quindi il principio fondamentale era partire tutti e far sì che in sostanza i punti di forza di ciascuno diventassero punto di forza del sistema. Allora, stamattina una qualche notizia, magari anche Stefania Tesser l'ha data, ma vado solo velocemente. Come vedete, il fatto di avviare una regia dei flussi di materia e di accompagnare questa regia al tema della tariffa unica ci consente di governare uno scenario che, se non riusciamo ad agire insieme, e abbiamo qualche elemento di preoccupazione in merito alla sovrapproduzione che quest'anno registriamo rispetto ai precedenti, sullo scenario che deve portare a dire che le discariche fino al 2030 sono sufficienti per garantire in sostanza la quota di smaltimento. Diversamente provate ad immaginare, abbiamo nel break per il pasto, abbiamo provato ad immaginare che se piuttosto di 80 kg pro capite facciamo 90 kg pro capite, che è l'obiettivo immediatamente meno sfidante rispetto a quello che abbiamo scelto, vuol dire avere necessariamente una consumazione del volume residuo che ci lascia scoperto per un biennio. Quindi la volontà messa a frutto da tutti voi è proprio quella di dire ok, ci facciamo carico, abbiamo territori che, ripeto, hanno una situazione impiantistica importante, abbiamo territori che invece hanno fatto della virtuosità e delle buone pratiche la leva principale per arrivare a questo tipo di risultato, ma il mettersi insieme vuol dire il governare insieme un percorso che non è un percorso del tutto facile. Come vedete, i flussi sono quelli che girano e la volontà regionale espressa nella necessità di dire ci mettiamo nella condizione non solo di governare i flussi del rifiuto urbano residuo, ma di governare anche gli scarti da raccolta differenziata. Se immaginate, allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che necessariamente dobbiamo governare qualcosa che in sostanza oscilla attorno alle 650.000 tonnellate. Sono circa 130.000 tonnellate gli scarti. Quindi questo è una necessità perché vuol dire dare al cittadino la certezza della non necessità di decreti emergenziali, dare al cittadino la certezza che indipendentemente da dove è nato, io sono di un comune qua vicino, di Anguillara Veneta, il mio sito di destino è Sant'Urbano e se immaginiamo che la discarica di Sant'Urbano rappresentava nella tariffa l'elemento più basso, dall'altra parte se qualcuno viene dalla zona di Mestre e di Fusina, lì arrivavamo in sostanza a quasi triplicare il costo. A questo punto l'idea di dire passiamo alla tariffa unica è un principio di democrazia per il cittadino, perché indipendentemente da dove uno nasce, ma rafforzato dalle politiche che uno in sostanza adotta per perseguire questi obiettivi, a questo punto era necessario dire che il costo di conferimento era indipendente da ciò. E questo il percorso che abbiamo fatto è quello di dire ok, mettiamo un po' tutti a disposizione delle nostre virtuosità, ripeto, chi ce le aveva nelle buone pratiche, chi per la presenza impiantistica, e arriviamo qua. È evidente che va
Va tenuto conto di che cosa? Va tenuto conto dei fabbisogni, va tenuto conto delle capacità impiantistiche installate, va tenuto conto della gerarchia dei rifiuti e va tenuto conto di essere trasparenti ed equi in questo percorso. Perché? Perché nel momento in cui si parte dalla media pesata dei costi industriali dei singoli impianti, è evidente che da qualche parte qualcuno dovrà pagare di più e da qualche parte qualcuno potrebbe pagare di meno, ma se mettiamo insieme un percorso di questo tipo accompagnato da un elemento perequatore, quindi che dica ok, ammortizziamo le differenze e le andiamo a spalmare in un quinquennio, quindi al primo anno compensiamo completamente le differenze tariffarie, al secondo l'80%, al terzo il 60%, al quarto 40%, nel quinquennio arriviamo a zero, cioè arriviamo a compensare un percorso che può valorizzare nel frattempo invece le buone pratiche che i singoli territori possono mettere in atto. Avevamo gli elementi di riferimento, quindi la compatibilità con la regolazione di ARERA. La Regione ha fatto uno sforzo importante per arrivare nel 2024 a definire i costi industriali, quindi le tariffe dei singoli impianti. La media ponderata di cui vi ho parlato, la componente del fuori bacino. Tenete presente che avevamo prima della divisione attuale, quindi 2012, i bacini erano articolati sui territori provinciali. L'aver cambiato geografia ha portato alcuni territori ad avere o a perdere il contributo cosiddetto del fuori bacino. Faccio un esempio per tutti. Etra, per esempio, è il gestore di un territorio che è il Brenta, che scavalla 2 province che hanno impianti, ma nel territorio del bacino non ve ne sono. Allora, nella proposta abbiamo anche, con questo aspetto solidaristico che ha unito i 12 direttori nella proposta, abbiamo anche armonizzato il passaggio tra una divisione territoriale provinciale ed una divisione territoriale che è quella di oggi. Per questo dico che l'idea di tutti è sempre stata quella di dire dobbiamo partire e dobbiamo partire tutti insieme. Quindi in sostanza la capienza nel sistema perequativo, come ho spiegato allora, proprio per far chiarezza, perché qualcuno ha detto ma avete immaginato che le linee di finanziamento che in sostanza si vanno a riempire con il 15% del costo medio industriale sia un onere immediatamente visibile e quindi immediatamente scaricabile sul cittadino. Non è così, perché immediatamente l'alimentazione del fondo restituisce al cittadino in parte per accompagnamento alle dinamiche tariffarie, in parte per la virtuosità, e quindi è solo il delta che si vede poi come risultato finale. Perché? Perché se immaginate il 15% di 130 euro medi diventa un tema importante. Se invece immaginiamo che quel 15% venga immediatamente redistribuito sul territorio per compensare le dinamiche tariffarie e per dare indicazioni di politiche in sostanza virtuose che i singoli territori applicano, il delta diventa effettivamente risibile. È questo delta che però comunque dà un segnale di diversità nel territorio. Le 12 realtà territoriali oscillano tra qualcuno che con in sostanza l'avvio di questo percorso ci guadagna e qualcuno che con l'avvio di questo percorso ci può perdere. Anche qua un ulteriore elemento solidaristico è stato quello di dire ok, facciamo in modo che in questa fase di avvio chi ci guadagni non ci guadagni molto più di e chi ci perda non ci perda molto più di. Questi elementi, quindi fissare un tetto
che grosso modo nel pro capite oscilla tra attorno a €1 per chi ci guadagna e per chi ci perde sia dell'ordine dei 3-4 euro, è un elemento di importanza fondamentale, perché vuol dire che portiamo nella condizione tutti in un percorso che di anno in anno si aggiornerà, perché di anno in anno verranno riscontrate le positività che ciascun territorio mette in atto. Quindi l'idea è proprio quella di dire, e torniamo quindi all'elemento che poi mi aggancia a ciò che dirà Francesco, che il percorso della tariffa unica è equo perché ha come riferimento il cittadino principalmente, è trasparente perché è governato nell'insieme dei territori e soprattutto della compagine dei 12 direttori insieme con i presidenti, premia i virtuosi ma non si dimentica della possibilità che i territori possano migliorare e quindi la spinta al miglioramento, e dà comunque ristoro ai territori che vedono presenti nei siti, voglio dire, gli impianti che ci sono. Avevamo alcune situazioni di diversità, perché come sapete esisteva in sostanza il ristoro per la presenza di impianti a €10,33 per le discariche, l'abbiamo esteso anche agli inceneritori, quindi sia l'inceneritore di Padova, che aveva €8 mi pare, no? Ma anche quello di Fusina, ma soprattutto quello di Schio che era a 0, in sostanza abbiamo immaginato un percorso che vada anche a ristorare i territori. Quindi il concetto è estremamente importante proprio perché è voluto da tutti e ciascuno ci ha messo una parte dei propri obiettivi e del proprio guadagno perché la squadra andasse completamente avanti senza lasciare indietro nessuno. Mi fermerei qua, grazie. Prego Francesco Chiosi, prego. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Allora, Ingegner Tomiato ha già detto tantissimo e quindi mi aggancio al suo intervento partendo da 3 concetti, no, molto importanti che ha espresso, erano 3 parole: equità, trasparenza, solidarietà. Queste 3 parole portano a una quarta su cui vorrei porre l'attenzione adesso, che è condivisione. Condivisione l'ho immaginata come risultato di una formula che vagamente richiama quella della tariffa unica, non a caso. Cioè, il costo unitario di smaltimento al cancello, come è stato detto, è un elemento che vede dentro di sé una condivisione, perché il meccanismo che lo alimenta è un meccanismo condiviso non solo come percorso di creazione, ma anche perché è condiviso nelle dinamiche che legano, che incominceranno quindi a legare le prestazioni, le performance, le variazioni anche tariffarie, no, dei vari impianti gli uni agli altri. Anche il percorso di pianificazione e flussi agli impianti minimi è un percorso condiviso e anche qui la condivisione non è solo negli eventi decisionali, nelle riunioni, nei confronti fatti, ma è una condivisione nel senso che si incomincia a introdurre il concetto che un mancato controllo, un ammanco, una situazione di emergenza che io vado a creare è un qualcosa che poi viene condivisa tra tutti, che ha effetti su tutti. La famosa tabella che magari per qualcuno diventa un incubo che viene allegata alle programmazioni, no, serve a richiamarlo. Nel momento in cui io vado a toccare una casella, devo andare a spostare anche le altre. È un meccanismo che porta a condivisione e anche il miglioramento della virtuosità, no? Stamattina citavo quei bandi che dovranno portare a mettere in atto delle azioni a supporto di questo. La tariffa contiene il fatto che nel momento in cui qualcuno è virtuoso, stimola gli altri ad esserlo altrettanto. Perché? Perché è necessario per avere quei benefici che il meccanismo della tariffa unica porta dentro di sé. Per cui questa parola di condivisione, molto importante, appunto, descrive sicuramente il percorso che è stato fatto ed è un percorso che non finisce chiaramente, anzi inizia dal 1° gennaio 2025. Non dobbiamo pensare che questo percorso termini, ma si inizierà ad una fase applicativa che vede dovrà pertanto continuare a vedere la condivisione degli obiettivi,
tutti concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi regionali, non è che ognuno raggiunge i propri obiettivi separatamente, ma il proprio obiettivo fa parte di un quadro più generale che abbiamo visto poi attraverso le cose che dicevo, quindi programmazione eccetera, si riflette tutti. Se qualcuno manca, no, gli obiettivi di percentuali di raccolta differenziata, di produzione del RUR, questo avrà un effetto poi a cascata su tutta la regione. Condivisione di metodi, quindi gli indicatori di virtuosità che sono stati studiati sono uguali per tutti e condivisi. E anche queste è un'occasione per allineare le buone pratiche, per condividerle, per rendere gli altri partecipi anche di risultati ottenuti, pur valorizzando le specificità del territorio, perché non è detto che una pratica debba essere per forza la migliore per tutti, per cui anche nel dialogo si cresce, ci si confronta e si valuta quale può essere la strategia migliore da adottare, diciamo, nell'ambito territoriale, e anche quindi riconoscendone le fragilità, perché in questo meccanismo vengono condivise anche quelle che sono le fragilità. Abbiamo visto, ne abbiamo chiamate qualcuna questa mattina, territori a più alta vocazione turistica, territori, città con elevato numero di studenti universitari. Sono tutti elementi di fragilità, sono delle difficoltà che alcuni consigli di bacino, ciascuno secondo le sue specificità, si porta dentro e quindi deve affrontare. Questo meccanismo consente di fare rete anche di questo e di arrivare quindi a un supporto condiviso di queste fragilità. Infine, condivisione anche della gestione delle criticità. Abbiamo visto sia criticità, quindi come reazione ad eventi critici eccezionali o una superproduzione di rifiuto per un qualche motivo, anche elevati elementi tariffari che possono venire da dinamiche economiche sono delle criticità che il sistema deve in qualche modo assorbire. E quindi una condivisione di queste criticità contribuisce ad aumentare la resilienza del sistema. Ma la gestione delle criticità possono anche essere la gestione di quei problemi che nelle verifiche periodiche, nel monitoraggio che faremo, si potranno evidenziare e che possono richiedere delle azioni di riallineamento, delle azioni di rivalutazione di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati, e anche per esempio attraverso quello che potrebbe essere necessario, si parlava prima, no, delle azioni di controllo più stretto. Potrebbe essere che fra poco non sia più necessario fare il punto della situazione una volta all'anno, con i consigli di bacino, sui quantitativi, sulle verifiche tra preventivato e consuntivato, eccetera, forse neanche 2 volte all'anno. Potrebbe essere che sia necessario un controllo molto più stretto, proprio perché maggiore è la sfida che ci si pone, maggiori sono le difficoltà magari anche a raggiungere determinate performance, maggiore è la necessità di essere molto più puntuali, molto più stretti e stringenti nell'applicazione di questi sistemi di controllo che derivano dall'applicazione dalle strategie regionali. Beh, gli strumenti efficaci sono molti in realtà, ne evidenzio uno perché è quello che poi introduce, no, la tavola rotonda, i consigli di bacino. I consigli di bacino passano da particelle solitarie, cioè unità autonome che erano costrette anche a gestire all'interno del loro territorio le loro problematiche da soli di fatto, sempre magari chiedendo questi interventi emergenziali, chiedendo alla regione aiutaci di qua, ad un sistema che io le ho rappresentato come le basi di un DNA, che interagisce, ciascuna diversa ma concatenata, in grado di generare servizi di valore poi per tutti. Questo credo che sia veramente molto importante e, come per quanto riguarda lo strumento del Consiglio di bacino, rappresenta un po' un'evoluzione a un 2.0, se vogliamo, che questo meccanismo impone in questa fase. Per concludere, appunto, tenendo conto che questa fase ci deve portare, come diceva l'ingegner Tomiato, al 2030, perché questi obiettivi noi li abbiamo al 2030 e quindi dovremo valutare col monitoraggio intermedio e poi nel secondo quinquennio l'efficacia delle azioni che andiamo a pensare, e anche oltre, perché non dimentichiamo che fra 3 anni probabilmente noi saremo già nelle condizioni di dover correre sul raggiungimento degli obiettivi, ma già immaginare quello che sarà il piano successivo, le azioni successive, dove vogliamo arrivare poi. Nel frattempo, per questo è fondamentale, secondo me, il dato comunque che sta emergendo, che è emerso dalle primissime fasi di applicazione della programmazione e della progettazione della tariffa, questo passaggio dalla gestione dell'emergenza,
da un sistema di gestione dell'emergenza a un sistema di prevenzione delle criticità. E questo è la base che consente, a mio avviso, senza la quale non è possibile avere una governance all'altezza di queste sfide di oggi, dal 1° gennaio ne avremo una, e poi ovviamente future. Ringraziamo il dottor Tomiato, il dottor Chiosi, e invito anche a rimanere qui con noi a tavola per il resto della discussione. E adesso io passerei brevemente la parola a Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, che ha anche una proposta, diciamo, da fare per animare poi la discussione che seguirà, e poi procediamo con gli interventi. Prego. Ok, sì, beh, grazie a tutti e a tutte. Tanto un po' sottolineando queste due azioni che, aggiunte a quelle della mattinata, ci fanno rendere conto di quanto anche sia ambizioso e di quanto lavoro ci sia nel ottenere quei risultati che ci siamo dati come obiettivi del piano rifiuti. Ci rendiamo conto anche quanto impegno stanno mettendoci anche sia Regione che ARPA, ma stiamo mettendocelo tutto. Ed in particolare, lo diceva prima Fran Annacesco, uno degli attori, e anche Loris, uno degli attori fondamentali è il Consiglio di Bacino, che oggi sono state lanciate alcune stimoli, no? Migliorare la situazione, essere in grado di affrontare le complessità e le sfide, lavorare tutti assieme, e quindi condivisione, equità e solidarietà, no? Che se ora guardo i consigli di Bacino penso che venga paura a tutti quanti, però stiamo lavorandoci assieme su questo piano da anni. Per cui io ve la lancio come ulteriore spunto alla discussione dopo. In questi anni, parlando con molti di voi, è sempre uscita la stessa necessità. Abbiamo poco personale, ogni volta dobbiamo aggiornarci molto, e come hanno fatto gli altri, vorrei fare qualcosa, vorrei avere il gestore unico, ma come hanno fatto gli altri? Oppure non ho abbastanza personale che mi studi la questione tariffaria. Quindi tutte cose che secondo noi, e ve la lanciamo lì, come se si creasse un'associazione dei consigli di bacino volontaria, possiamo dire una sorta di consiglio di bacino zero, pensando azienda zero, un luogo dove i consigli di bacino possano aiutarsi, scambiarsi le competenze, lavorare assieme, per poi arrivare al tavolo tecnico anche con una maggiore facilità dopo, no? Oltre che proprio tutte le risorse tecniche che un'associazione volontaria può dare, lo scambio di competenze, lo scambio di risorse e di informazioni. Ecco, c'è un'idea che ci teniamo a lanciare e vediamo cosa ne pensate. Tutto qua. Grazie Piero. Allora, ora è il momento, diciamo, dei protagonisti del Consiglio di Bacino. Ora, vedete chiaramente gli spazi sono molto belli, ma sono limitati, diciamo, nella loro estensione, per cui procederemo a un intervento dopo l'altro, vi chiamerò io appunto, e avrete qualche minuto, stiamo parlando di 5-6 minuti, forse un minutino in più, ecco, 6-7 minuti per intervenire. E la domanda, diciamo, l'invito, ecco, a presentarci, a raccontarci, oltre chiaramente a eventualmente rispondere, insomma, intercettare la richiesta e la proposta, ecco, che abbiamo fatto ora,
è quella di raccontarci un po' il lavoro che state facendo, le difficoltà che incontrate anche nell'applicazione poi del piano d'ambito, quali sono i metodi, i modelli che state appunto applicando nei vostri consigli di bacino, sapendo che chiaramente siete chiamati a uno sforzo importante sia nel miglioramento, insomma, delle performance, dall'incremento della raccolta differenziata in percentuale, che alla riduzione del RUR, ma anche la sfida della tariffa unica. Quindi insomma sono tanti i temi che appunto vorremmo affrontare in questo tempo insieme. Ripeto, 6-7 minuti, proviamo poi a rimanere in questi tempi. Io chiamerei intanto un po', come dire, facciamo gli onori di casa, quindi siamo a Rovigo, quindi Giovanni Biagini, direttore del Consiglio di Bacino di Rovigo, e si prepari Fabrizio Bertolaso, invece presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord. Intanto Giovanni Biagini, prego. Grazie, buonasera a tutti, anche un benvenuti, visto che mi ha dato da fare, ve l'ha già detto il Presidente Frigato, domattina parlerà anche il Presidente Menon. Diversi spunti, allora parto da quelli di De Candia, per rispondere positivamente alla sua sollecitazione, nel senso che esiste un'associazione che è nazionale degli enti d'ambito. In Italia i consigli di bacino sono comunemente denominati enti di governo d'ambito, poi giustamente il legislatore nazionale ha dato alle regioni la potestà di normarli e la Regione Veneto li ha chiamati nel 2012 consigli di bacino, e quindi abbiamo sia un'associazione nazionale rappresentativa volontaria, e sia adesso questa nuova sede del comitato regionale che aveva già la sua previsione fin dal 2012 e che quest'anno mi aggrego un po' anche al valore positivo che ne hanno dato Chiosi e Tomiato, anche dal punto di vista dello scambio delle esperienze e di strutturazione della condivisione delle migliori pratiche. Questione che mi fa piacere riprendere qui a Rovigo, dove tanti dei risultati che anche nella giornata di oggi e di domani possiamo un po' con orgoglio presentare, li dobbiamo proprio a una partnership nata ormai penso nel 2018 con il Consiglio di Bacino Priula. Qui presenti sono Paolo Contoro, visto Rasera prima, che hanno dato la base di competenze, di skills, di esperienza, che ha permesso al Consiglio di Bacino poi di avviare un percorso così virtuoso. Quindi ben venga il Comitato regionale, anche coadiuvato dalla struttura della Regione e da ARPA Veneto, che permette di mettere a sistema in maniera strutturale questa condivisione che c'era già tra i Consigli di Bacino positivamente. Per quanto riguarda un po' la sollecitazione che poi veniva, io penso che il lavoro che fanno i consigli di bacino sia molto importante per un motivo, che è sostanzialmente questo. Credo che siano degli enti che possono essere centrali nel momento in cui le politiche territoriali hanno o iniziano ad avere dei tensori, dei vettori di forza che vanno verso poli diversi. Ci possono essere poli di interesse legati più al mondo dei gestori, dell'industria, delle aziende, che giustamente hanno bisogno di avere delle strategie, delle politiche più naturali per la loro essenza di aziende, anche pubbliche. Ci sono dei momenti in cui invece questo tensore punta verso il sindaco, verso il singolo comune, che ha a sua volta le sue finalità, sia istituzionali che non, e poi c'è uno dei tensori principali che sono i cittadini, che spesso è un soggetto magari visto dal pianificatore o dal gestore un po' passivo, però allo stesso tempo ha un ruolo fondamentale nei risultati che poi portiamo a casa a fine anno e di cui poi magari andiamo orgogliosi. Questi tre poli di una sorta di triangolo hanno, ripeto, dei vettori di forza diversi, e i consigli di bacino sono centrali in questo, sono centrali anche, immaginatevelo dal punto di vista dimensionale, devono da un lato garantire la sostenibilità economica dei gestori,
garantendone ai sensi della normativa dell'autorità nazionale complicatissima, spesso ignota ai più, tutta la sostenibilità finanziaria a lungo periodo. Devono rispondere ai cittadini, nel senso della pianificazione, e devono rispondere anche ai sindaci, ai comuni, no? Quando come enti d'ambito, come consigli di bacino, facciamo tutti i nostri corsi di formazione, no? Facciamo tutti gli esercizi che vanno molto adesso nella pubblica amministrazione sull'individuazione degli stakeholder, no? Bene, allora chi è lo stakeholder principale, chi è il consumer? Allora, è il cittadino o è il sindaco per un ente d'ambito? Sono soggetti diversi, che possono avere finalità diverse. Perché dico questo? Perché nel momento in cui vedo con piacere, mi riferisco anche a un evento da poco tenutosi a Roma per la presentazione del rapporto IFEL, dove è stato sottolineato che uno dei punti nodali del successo dei sistemi di tariffazione puntuale, dei sistemi di aggregazione industriale, dei sistemi di raggiungimento di performance alte dal punto di vista ambientale. Ecco, uno dei fondamenti è che ci sia un ente d'ambito operativo, costituito e funzionante, vuol dire che questo ruolo un po' centrale in mezzo a tensori diverse permette questo raggiungimento, questi goal. Quindi penso che sia importante questo dirselo, riconoscerselo, sottolinearlo, non tanto per così, egocentrismo, ma perché sia sempre più chiaro questo indirizzo, e quindi di nuovo ringrazio la Regione per aver dato questa centralità al Comitato regionale, e perché anche i comuni capiscono che sia quella la sede opportuna. Credo che questo passo in avanti straordinario che ha avuto la provincia di Rovigo in termini di performance ambientali sia stato grazie al fatto che il Consiglio di Bacino ha potuto svolgere il suo ruolo, e ringrazio a questo proposito i comitati di bacino che si sono succeduti precedentemente e anche l'attuale, perché permette di svolgere un ruolo che, la dico male, in un qualche momento può essere anche la bad company, può essere anche quel soggetto che ma l'hanno detto, lo dice il piano d'ambito, lo dice il Consiglio di Bacino, io sindaco non conto più, però in realtà in gran parte di tutte le altre occasioni invece è la buona pratica che permette di andare oltre i singoli interessi di quei tre poli che ho citato prima. E qui mi fermo. Grazie a Giovanni Biagini anche per essere rimasto perfettamente nei tempi. Giustamente ha ricordato poi il grande salto, insomma, nelle performance negli ultimi anni. Chiamerei appunto Fabrizio Bertolaso, presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, e si prepari Gianni Biasi. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie per l'invito. Sostituisco il nostro direttore Bombieri, che ha avuto stamattina un imprevisto familiare e quindi mi ha chiesto di sostituirlo oggi. Il nostro è un consiglio di bacino, diciamo giovane, un consiglio di bacino che non ha territori abituati a lavorare insieme, a territori che negli anni erano anche disomogenei in tutti i sensi, disomogenei in un senso dal punto di vista di raccolta territoriale, perché abbiamo comuni che sono altamente industrializzati, comuni di montagna e comuni del lago. Quando noi parliamo di comuni del lago, per dare un ordine di grandezza di quello che è la parte turistica del lago di Garda, Venezia fa circa 13 milioni e 800 mila visitatori l'anno, Lago di Garda ne fa 25 milioni, di cui 15 milioni sono nei comuni gestiti dal nostro bacino. Quindi un ordine di grandezza è di un numero di turisti superiore addirittura a quello di Venezia, senza contare gli altri poli attrattivi turistici che abbiamo, che sono la città di Verona, che pur essendo fuori dalla zona del nostro bacino ha nei comuni che la circondano un forte supporto, un forte appoggio al turismo legato proprio alla città e al periodo lirico, e poi la zona della montagna, della Ressigna, che ha anche quella un turismo sia estivo che invernale legato alle gite fuori porta piuttosto che al turismo allo sci di fondo e altri tipi di turismo legati alla montagna che si stanno sviluppando molto soprattutto dopo il Covid. Quindi abbiamo un bacino che è molto eterogeneo anche dal punto di vista della gestione dei rifiuti, perché abbiamo punti di eccellenza
comuni che ormai a breve arriveranno a 30 anni della raccolta di raccolta differenziata, di raccolta porta a porta, con livelli di eccellenza di prestazioni e di servizi offerti ai cittadini, e comuni invece che sono molto indietro, tant'è che nelle pecore nere, nei famosi 10 comuni in maglia nera, alcuni sono proprio del nostro Consiglio di Bacino, più di uno, e su questi quindi c'è anche un diverso livello sia dei cittadini nell'affrontare la tematica, sia anche degli amministratori, che porta quindi il nostro bacino a confrontarsi con una eterogeneità a 360 gradi. E quello proprio che deve fare il Consiglio di Bacino è quella funzione che diceva chi mi ha preceduto, di polo aggregatore, di fare a volte anche la voce del cattivo e di dover andare ad imporre dove alcuni percorsi non si sono sviluppati, alcuni percorsi sono più indietro, e cercare di portarli avanti. E credo anche che da un certo punto di vista questa tariffa unica regionale, su cui ho qualche dubbio in alcuni aspetti, però ne parleremo lunedì, però come fondo, come principio di fondo, credo che abbia aspetti positivi, tra cui questo, quello di obbligare a chi fa peggio a guardarsi e rendersi conto e di prendere una responsabilità anche nei confronti di chi dovrà pagare di più, sebbene fa meglio e fa prestazioni di eccellenza. Ecco, io sono convinto che il nostro bacino sta attraversando una fase critica, perché in questo momento i comuni stanno cercando di costituire una società in house che dovrà poi farsi carico di tutta la gestione dei rifiuti, quindi rispetto a bacini che hanno questa situazione che ormai è consolidata da anni e che è operativa da anni, capite che siamo in una fase che è di passaggio, che è complicata, che ha tutte le difficoltà che comportano questi passaggi, oggi complicati ulteriormente da una normativa sulle società in house che richiede passaggi alla Corte dei Conti, che richiede tutta una serie di passaggi formali non banali, oltre all'investimento dei comuni in un periodo in cui andare a tirar fuori soldi extra non è un momento facile. Però su questo devo dire che c'è una grossa convergenza e c'è la volontà di tutti di arrivare a questo. Credo poi che sia nel nostro caso ancora molto evidente quella fase in cui il sindaco tira per la giacchetta l'ente, e io credo che qua si definiscano i ruoli, no? Il direttore deve fare la parte tecnica ed è importante che chi come me fa il presidente abbia quel ruolo di moderare, di rallentare i sindaci nelle richieste e far capire che c'è un interesse superiore che va portato avanti. E quindi qua il ruolo tecnico del direttore e il ruolo del presidente credo che siano due ruoli che assumono un ruolo che sono molto significativi e sono importanti e devono essere ben definiti e a volte anche non confondersi, quindi l'aspetto politico deve essere portato avanti dal Presidente nel portare avanti le istanze dei sindaci, perché a volte il Presidente, essendo un sindaco, ha anche magari più facilità nel comprendere alcune esigenze che ci sono, dall'altra parte però il ruolo tecnico deve essere rispettato e deve essere tenuto in debita considerazione. Noi abbiamo visto negli ultimi mesi proprio degli errori commessi dai comuni telefonati, dico io, nel senso che col parere contrario del nostro direttore, col parere del direttore che diceva guardate che in questa direzione si ottengono risultati che non sono quelli che vi aspettate, dall'altra parte l'incaponimento del sindaco nell'andare avanti verso una certa strada ha portato a sbattere la testa verso quello che ci si aspettava come un risultato negativo. E quindi anche qua credo che sia importante la fiducia reciproca nel rispetto dei ruoli che ognuno deve avere. Ecco, io dicevo ho qualche perplessità su alcuni parametri della tariffa unica, non tanto sulle voci dei parametri, ma sul peso che alcuni parametri viene dato. Ne discuteremo lunedì, ne parleremo lunedì con calma, senza problemi. Ho visto che questa mattina sono arrivate delle simulazioni, venendo qua non ho avuto appunto il tempo di approfondirle, però credo che alcuni parametri debbano premiare di più la capacità di far bene, di fare bene la raccolta e credo che altri parametri invece possano avviare delle problematiche, però ne discuteremo lunedì con calma e credo che ci sarà modo di farlo. Ecco, quindi l'obiettivo che dobbiamo portare avanti è questo, tutti insieme. A me fa piacere che ci sia anche un'idea di lavorare insieme, di confrontarsi. Anche stamattina siamo riusciti a recuperare dei dati
che magari avere singolarmente è più complicato, oppure anche sfruttare il fatto che qualcuno abbia fatto delle analisi, delle ricerche sia importante, dei dati che possono essere significativi, perché credo che qua i consigli di bacino devono lavorare proprio con i numeri, dati alla mano e risultati alla mano per confrontarsi con quello che poi si va a ricercare, che è questa indipendenza poi dalle discariche e questa autonomia che tutti auspichiamo. Grazie. Grazie a Fabrizio Bertolaso. Chiamerei quindi Gianni Biasi, direttore Consiglio di Bacino Verona Sud, e si prepari Laura Salvatore. Buonasera a tutti. Allora, io posso dire poche cose. Illustra un po' com'è il nostro bacino. Noi siamo un bacino che tutto sommato ha degli aspetti positivi, è molto fortunato. Abbiamo una discarica che soddisfa ampiamente le nostre esigenze, perché copriamo solamente il 25% del conferimento che facciamo. Abbiamo delle aziende partecipate che lavorano molto bene, che ci danno veramente delle soddisfazioni anche in termini di risultati sia economici che di raccolta. Abbiamo dei buoni risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata. Siamo forse un po' in difficoltà sul rifiuto residuo, del resto gli obiettivi che ci ha posto la Regione sono molto ambiziosi, quindi sarà molto difficile perseguirli. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che siamo abbastanza fortunati. Dall'altro lato però abbiamo altri problemi. Siamo un po' piccoli, cioè abbiamo 240.000 abitanti, abbiamo circa 39 comuni. Il problema che abbiamo è che ci siamo trovati di fronte a una situazione veramente complicata. Cioè abbiamo più gestioni, più gestori, in effetti piano piano stiamo cercando di aggregarli, e abbiamo sistemi veramente di partenza molto diversi. Chi fa una parte fa la tariffazione puntuale, una parte invece fa la tariffazione, fa solamente la raccolta differenziata porta a porta senza misurazione. Abbiamo gestioni con la Tari, abbiamo un comune che ha una gara d'appalto, un comune che ha un affidamento con un'altra gara d'appalto fuori bacino. Abbiamo delle scadenze di affidamenti a breve, alcune a fine di quest'anno, altre l'anno prossimo, e quindi abbiamo trovato una situazione che è un po' complicata. E il nostro obiettivo è quello di uniformarci, cioè noi siamo convinti che se riusciremo, e questa è la nostra intenzione, ad arrivare magari a una gestione unica, magari a un affidamento unico, cosa che come obiettivo ci siamo posti nel 2031, poi dopo avremo la forza un po' per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci vengono posti dalla Regione e anche gli obiettivi che è giusto perseguire. Quindi il grosso sforzo che stiamo facendo è quello di cercare di dare uniformità al bacino. Per questo devo dire che ci sta dando una mano anche il bacino Priola, il dottor Contò, per cercare di arrivare a una definizione, fare un piano d'ambito di bacino che ci permetta di raggiungere questi obiettivi. Dall'altro lato, la parte, oltre a questa complessità che cerchiamo di risolvere, approfitto per un po' per lamentarmi della situazione dei bacini, perché noi bacini siamo servi di 4 padroni più o meno, cioè abbiamo i comuni chiaramente che vogliono avere ancora giustamente il loro peso, poi abbiamo la Regione che fa il suo lavoro, poi abbiamo le autorità che ci stanno veramente massacrando. L'ARERA in primis, che è entrata a gamba tesa negli ultimi anni con provvedimenti che ci hanno obbligato a prendere delle decisioni rapide, quindi creandosi dei problemi, a mio parere anche a volte sbagliando, ma non si può dire, perché non si può dire che l'ARERA sbaglia, sbagliando anche gli obiettivi e anche le metodologie per affrontarli. Parlo dei vari MTR che sono susseguiti, parlo anche di questa tematica che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, quella dell'elettrointegrazione dei contratti secondo il modello tipo, quindi crea veramente l'intervento di ARERA concentrate in pochissimo tempo è stato molto pesante. Poi abbiamo anche l'altro padrone che è l'ANAC che ci costringe a fare adempimenti dalla mattina alla sera, quindi perdiamo tantissimo tempo in queste cose e il problema grosso è che il bacino è piccolo, ha una struttura piccola, ma questo confrontandoci anche con gli altri bacini che sono dell'associazione ANEA che diceva prima il collega Biagini, è un po' un problema che riguarda un po' tutti i bacini, cioè ci danno tanti compiti e poche
poche risorse, poco personale. Noi addirittura siamo veramente ridotti all'osso, cioè io sarei il bacino, poi ho due colleghe che mi aiutano, ma io sarei il bacino, quindi rendete conto che la difficoltà che abbiamo ad affrontare queste tematiche. Del resto non ci sono risorse, non posso degli obblighi senza darci risorse, e il mio Presidente non vuole assolutamente parlare di aumentare il contributo che fanno per cittadini i comuni, quindi vuol dire dobbiamo gestire un budget di 240.000 euro all'anno. Capite bene che con tutti gli adempimenti che abbiamo a che fare, regione, comuni, ANAC, ARERA, la cosa è veramente difficile, bisogna proprio rimboccarsi le maniche e lavorare. Per cui ecco, questi aspetti vivono tutti in questo mio bacino, aspetti positivi, fortunati, aspetti negativi, e del resto questo è il nostro lavoro, dobbiamo proseguire. L'ultima parola che posso dire, vorrei essere un po' critico con l'intervento per la tariffa unica. Io ho solo una lamentela da fare e che sarà anche poi confermata, penso, dal mio Presidente. Sulla tariffa unica condivido le necessità di partenza, condivido gli obiettivi, condivido anche, e sono veramente grato alla Regione e all'ARPA per il sforzo che hanno fatto per trovare dei parametri che possono essere condivisi oppure no, però è un indirizzo utile, interessante e decisivo. Io però leggermente contesto il fatto della condivisione, perché è stato sì condiviso con i direttori, che però possono portare il loro apporto tecnico. Non è stato, a mio parere, sufficientemente condiviso con gli organi politici. In effetti una documentazione definitiva è arrivata oggi e si chiede che lunedì i presidenti possano esprimersi. I presidenti, perlomeno il mio, sono sicuro che dirà che non potrà esprimersi perché deve sottoporla, cioè il presidente del bacino non è il padrone del bacino, è solamente un rappresentante. Il bacino è composto dai sindaci, bisogna dare tempo ai sindaci di digerire la materia, di capirlo e di poterla condividere oppure non condividere. Con questo mi dispiace essere stato un po' polemico, ma per il resto ringrazio tutto il lavoro che è stato fatto e vi saluto. Grazie Gianni Biagi anche per la chiarezza, poi ci sarà tempo per una veloce replica, diciamo, e ancora un'argomentazione di questo. Laura Salvatore, direttrice del Consiglio di Bacino Padova Sud e Padova Centro, quindi potrà beneficiare di più tempo a disposizione. Una volta tanto un beneficio. È un beneficio di questo doppio gravoso incarico, e si prepari Andrea Baldisseri. Intanto grazie, sono sempre momenti importanti questi di condivisione, nei quali anche si trova un po' non tanto di soddisfazione ma anche di ragione del proprio lavoro. Quindi da una parte sicuramente ringrazio Legambiente per questo appuntamento, che ormai è un appuntamento ordinario, e ci fa mettere in discussione, e questo è una cosa veramente positiva. Ringrazio la Regione perché sicuramente tramite questo progetto di tariffa unica ha portato non solo noi bacini a una discussione unitaria anche sotto tanti aspetti, ma ha messo in luce anche non solo le differenze, ma anche le problematiche che ognuno di noi ha, e probabilmente tramite anche questo lavoro stiamo avendo anche più voce anche per farci ascoltare. Effettivamente io mi associo a quello che è già stato detto dai miei colleghi e che non ripeto, quindi siamo bacini sicuramente non grandissimi come organizzazione. Poi io devo dire sono veramente non divisa in due ma divisa in tre, quindi, e devo dire anch'io che alla fine il bacino è fatto in gran parte da me, cioè nel senso che alla fine le decisioni tecniche purtroppo vengono prese dal direttore, un direttore che quindi ha le sue responsabilità. Allora, io adesso mi focalizzo sul primo consiglio di bacino, che è il bacino centro, Padova Centro. Sì. Bacino Padova Centro è un bacino formato dal 70% circa dal comune di Padova e dall'altro 30% da attualmente 4 comuni. Siamo in fase di allargamento territoriale. Dal 1° gennaio 2025 entrerà nel nostro bacino un altro comune. Questo vuol dire che chiaramente
dovremmo rivedere quelle che erano le idee iniziali del nostro piano d'ambito, del nostro regolamento che avevamo già iniziato a lavorare, perché naturalmente è giusto aspettare anche l'ingresso di questo comune. Abbiamo ancora un'istruttoria aperta su un'altra richiesta di un comune che non si sa se entrerà o meno, e naturalmente sono tutti elementi di difficoltà. Difficoltà perché naturalmente il Padova Centro è nato come uno degli ultimi bacini come operatività e chiaramente siamo un po' fermi ad aspettare quindi anche queste decisioni, perché l'allargamento di un ambito territoriale non è una cosa da poco. Però ecco, la cosa che ci tengo a dire riguarda proprio la composizione del mio bacino, cioè come città di Padova, perché io a questo punto devo puntare la mia attenzione in gran parte sulla città di Padova, perché ripeto, mi compone per quasi il 70% il mio bacino, quindi normalmente ecco, l'idea guardando questi dati è che Padova non sia messa molto bene nella raccolta differenziata, e un po' è vero anche questo, però se io guardo i dati di ISPRA a livello nazionale, l'anno scorso siamo risultati la prima città italiana sopra i 200.000 abitanti per la maggiore percentuale di raccolta differenziata, quindi io mi pongo un dubbio dentro di me e dico: ma allora stiamo veramente facendo, diciamo, non proprio benissimo la raccolta differenziata come a volte appare quando vado all'Ecoforum e naturalmente vedo bacini che sono sicuramente messi meglio di me, oppure è un problema di tipo diverso, e questo lo pongo alla Regione e anche naturalmente all'interno della pianificazione, cioè è proprio vero che non stiamo facendo tutto il possibile o probabilmente non abbiamo gli strumenti giusti per, all'interno di queste classifiche, di questi dati, per far veramente emergere quello che è quello che stiamo facendo, perché io vedo come bacino che la città di Padova raccoglie molti premi a livello nazionale anche per la sostenibilità ambientale, quindi evidentemente c'è un qualcosa che sfugge o non è molto chiaro, quindi io su questo chiedo un approfondimento sicuramente. Così come anche sulla produzione del rifiuto. Questo è un dato sul quale io continuo a battere sempre, cioè è vero che Padova continua ad aumentare nella sua produzione, però è anche vero che Padova quest'anno ha avuto un exploit dal punto di vista del turismo, quest'anno scusate, nel 2023, l'anno scorso, che non c'era mai stato. Ed è vero che Padova ha avuto un exploit anche come presenza di studenti, siamo a oltre 80.000 studenti all'interno dell'università, che in gran parte vivono e gravitano nella città di Padova, ma questi studenti non appaiono, così come non appaiono neanche i turisti. Quindi è vero che c'è un elemento correttivo, ma forse l'elemento correttivo non è sufficiente? Dico io, boh, non lo so, provo a porre naturalmente delle problematiche su questo. Dopo accolgo con molto, parlo sempre come Padova Centro, con molto interesse anche la proposta che ha fatto Piero De Candia. Io credo che già noi ci sentiamo abbastanza, cioè quando abbiamo qualche problema, per me sentire Luisa, sentire Giovanni, sentire Paolo, sentire altri che so che magari sono più avanti di noi o comunque hanno più esperienza è un qualcosa che facciamo normalmente. Penso che anche loro spesso mi chiamino per determinate altre questioni, quindi c'è un mutuo soccorso, direi io, proprio perché ci rendiamo conto della difficoltà anche operativa in cui siamo e a volte anche della difficoltà a portare avanti temi importanti. Quindi anche, come dico io, girarsi le notizie, girarsi i documenti, aiutarsi anche proprio nel lavoro, questo fa parte, secondo me, della nostra famiglia dei consigli di bacino, perché io così mi sento quando parlo con i miei colleghi. Quindi sicuramente anche la tariffa unica dovrebbe creare, l'abbiamo detto già dall'anno scorso, questa grande famiglia. Mi auguro che consenta di poterlo portare avanti anche oltre i meccanismi di perequazione e di compensazione
quando questi meccanismi non ci saranno più e ci troveremo l'applicazione vera e propria della tariffa, che a quel punto metterà a nudo quelle che sono le realtà dei vari consigli di bacino. Io mi sposto adesso d'ambito e parlo dell'altro consiglio di bacino, che è il Padova Sud. Naturalmente qui, se volete, ho ancora delle problematiche maggiori, nel senso che mentre nel consiglio di bacino Padova Centro ho pochi comuni, il Padova Sud è fatto da 53 comuni. 53 comuni che in questo momento hanno anche un altro grosso problema, che è quello della scadenza delle gare e delle concessioni. Naturalmente vengono anche da una storia molto lunga, e quindi è in atto proprio un meccanismo di unione anche come lavoro nel comitato, nell'assemblea, che però è un lavoro lungo, che richiede anche molta fatica a volte. Le riunioni sono molto lunghe, le discussioni ci sono, come è giusto che ci siano, e ci sono però temi fondamentali da portare avanti, perché naturalmente l'ente d'ambito, come si diceva prima, deve fare il suo lavoro e deve ricondurre alla fine tutto a un'unità. E naturalmente più sono i sindaci e più c'è a volte la difficoltà di riportare tutto a un'unità e di far capire anche nel piccolo territorio che chiaramente bisogna elevarsi, naturalmente, e guardare anche oltre, che c'è un consiglio di bacino nato e che c'è sopra il consiglio di bacino anche una regione. Ecco, io non andrei oltre, dico solo, è importante che si capisca la difficoltà del nostro lavoro. Io dico solo che con 53 comuni in questo momento siamo io e una dipendente. Io che devo occuparmi anche appunto di altri consigli di bacino e anche del mio comune di Padova. Quindi, ripeto, credo che se uno ci mette entusiasmo, io cerco di mettercelo in ogni cosa che faccio, alla fine i risultati comunque ci siano e si possano avere. Però la difficoltà e la continuità e la complessità del lavoro devono essere capiti, compresi a tutti i livelli, e lo chiedo appunto anche alla Regione, perché è giusto spesso confrontarci, ma è giusto anche magari darci gli strumenti, e questo è anche una richiesta di aiuto, darci gli strumenti, come appunto succede, io spesso lo faccio, come richiesta per consentirci di svolgere, a volte anche semplificare un lavoro che penso anche la Regione si renda conto è veramente molto molto complicato, però ha tutta la sua bellezza, cioè alla fine quando uno riesce a vedere le proprie soddisfazioni, i propri risultati, con l'aiuto di tutti, penso che questa sia la cosa più bella che può succedere nel lavoro. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio anche i miei presidenti di bacino, che oggi non sono qui, ma per la fiducia che ripongono nell'operato del direttore. Penso che senza quella fiducia veramente i consigli di bacino non possano nemmeno pensare di continuare il proprio lavoro, ed è la stessa fiducia che poi noi consigli di bacino riponiamo in situazioni come questa, quindi anche nei riguardi di tutti quelli che ci ascoltano e soprattutto anche della Regione, che in questo momento si pone come nostro organo di guida. Grazie a tutti. Grazie a Laura Salvatore, che ci ha anche ricordato insomma le complessità poi di un ambito urbano molto, molto esteso. Andrea Baldisseri, direttore Consiglio di Bacino Vicenza, e si prepari Michele Bresaula. Allora io comincio subito con l'introduzione, così rispondo contemporaneamente a Piero e parlo anch'io della Regione. Sarebbe un'occasione persa se alla fine di questo percorso che ci porta alla tariffa unica considerassimo chiuso il nostro discorso di direttori, eccetera, e quindi, come dire, accolgo lo stimolo e rilancio da questo punto di vista, anche perché, ne parlavamo prima, l'Ecoforum sta diventando un po' come Ecomondo, no? Cioè è un punto in cui una volta all'anno ci troviamo, ci confrontiamo, ci parliamo in assoluta libertà e confronto, e quindi, come dire, nascono anche da qua le collaborazioni. Detto questo, non ho lamentele da fare.
No, allora noi siamo Bacino Vicenza a 89 comuni e 670.000 abitanti, quindi come dire abbastanza consistente come bacino. I nostri problemi sono essenzialmente due. Allora, il primo è essere di fatto l'ultimo bacino costituito, perché materialmente abbiamo cominciato a lavorare a fine del 20, inizio del 21, con 7 gestioni separate, quindi una complessità da mettere in piedi che, come dire, abbastanza impegnativa, nel senso che ogni territorio negli anni prima si era comportato come meglio credeva e quindi è un problema. Siamo abbastanza soddisfatti di quelle che sono le prestazioni del bacino, non sono sufficienti, ovviamente bisogna migliorare, ma come dire, bisogna mettere in campo qualcosa di più. Ecco, noi per far questo ci siamo orientati su 2 tipi di intervento. Allora, il primo è quello di portare, viste le evidenze che abbiamo avuto nel nostro territorio, entro il 26 tutti gli 89 comuni dovranno passare in TARIP. Ad oggi c'è appena un 20% e quindi da questo, come dire, c'è l'aspettativa di un miglioramento. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, con i nostri gestori stiamo cercando di spingere il più possibile a spostarci da quei numeri che noi prendiamo sempre come i totem di riferimento, cioè gli 80 kg abitanti di Ruhr e l'84% di raccolta differenziata, secondo noi non sono sufficienti. Cioè, se noi guardiamo le prestazioni del bacino regionale, vediamo che come dire, ci sono situazioni di eccellenza e situazioni che non lo sono ma stanno lavorando per esserci. Siamo pieni di concetti e ne cito soltanto uno che è quello del miglioramento continuo. Ma nel momento in cui saremmo arrivati lì, dove vogliamo andare? Cioè, ci sono dei limiti, ci sono dei confini. E siccome noi nel 2025 andremo alla predisposizione del piano d'ambito, perché questi 7 gestori, essendo al 2030 previsto il gestore unico, dobbiamo dare tutta una serie di elementi fin d'ora. Ecco, quindi gli altri 2 cose di cui dopo appunto se continueranno i lavori col bacino regionale bisognerà perlomeno inserire 2 aspetti fondamentali. Il primo è quello, e l'hanno detto un po' tutti, come dire, dai dati che emergono. Buona raccolta differenziata, ok, ma stanno aumentando i rifiuti pro capite che vengono prodotti. E questo è un elemento che fino adesso abbiamo considerato ma non è mai stato al centro dell'attenzione. Quindi questa è la prima questione. Se noi dall'84 del piano arriviamo al 90, ma aumentiamo del 30% la quantità di rifiuti prodotti, siamo punto e a capo rispetto agli altri discorsi. Il secondo aspetto è dobbiamo concentrarci sempre di più nell'associare alla percentuale di raccolta differenziata un lavoro sulla qualità della raccolta differenziata, che mi rendo conto che è complicato perché dipende di fatto da ogni singolo conferitore, quindi da ogni singolo cittadino e non solo dalla capacità del gestore di intercettare tutto questo, ma la qualità, voglio dire, io vi faccio solo un esempio, noi abbiamo una percentuale di raccolta differenziata del 79% come dato assoluto, dopodiché però noi abbiamo una percentuale di scarti da raccolta differenziata che quindi ritornano nel sistema e che la Regione intelligentemente ha deciso di inserire nel governo dei flussi, in cui noi sulle 77-78 mila tonnellate annuo di rifiuti che vanno a smaltimento, 16-18 mila sono scarti da raccolta differenziata. Quindi ecco, queste secondo noi sono le 2 componenti cui nel futuro dovremmo occuparci in modo pesante, per così dire, per andare oltre questi numeri, oltre questi obiettivi, ma renderli anche, come dire, concreti dal punto di vista della qualità del numero e quindi del servizio che dopo dobbiamo dare ai nostri territori sostanzialmente.
Grazie Andrea Baldisseri. Appunto chiamerei Michele Bresaula, che è presidente di commissione consigliare, qui in rappresentanza del Consiglio di Bacino di Verona Città, e si prepari Marco Pazzini. Sì, buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito e grazie per questo evento, grazie a Legambiente per questo appuntamento che sta diventando appunto un appuntamento annuale molto importante quando si parla di rifiuti. Vi porto i saluti dell'assessore Tommaso Ferrari all'ambiente, alla transizione ecologica e ai rifiuti del Comune di Verona, che sostituisco quest'oggi, nonché della direttrice del Consiglio di Bacino Verona Città, la dottoressa Barbara Lavando. Ho preparato una breve relazione per cercare di darvi una fotografia di quella che è la realtà di Consiglio di Bacino Verona Città, che corrisponde pienamente con il Comune di Verona. Un dato su tutti per farvi capire, insomma, la raccolta differenziata nel Comune di Verona è al 51,5%. Questo è il dato che abbiamo a Verona, è un dato che oscilla tra il 50 e il 55% più o meno da 20 anni, non si è riusciti, insomma, finora a migliorarlo. Siamo all'88° posto in Italia tra le città capoluogo, ultimo dei capoluoghi veneti. Quindi questa è la situazione che ci troviamo, anche perché non c'è stata nessuna sostanziale novità introdotta, insomma, nella gestione dei rifiuti urbani negli ultimi 20 anni, fatta eccezione per una sperimentazione dei cassonetti stradali ad accesso controllato. La nostra città, come altre, ma ha questa peculiarità di essere una città turistica. Il fenomeno turistico è sempre più forte a Verona, abbiamo quasi 2,5 milioni di presenze ogni anno, e quindi questo non può non avere una ripercussione sui rifiuti. La gestione dei rifiuti a Verona si rende con una società, una municipalizzata, che si chiama AMIA Verona. Pensate, insomma, che il contratto di servizio che regola la gestione dei rifiuti urbani è del 1999, un altro mondo, insomma, un altro millennio, un altro mondo per vari motivi, però dal 2019 ad oggi, quindi in 5 anni di lavoro, il Consiglio di Bacino Verona Città sta portando avanti una riforma che sta prevedendo e che dal 1 gennaio 2025 sarà pienamente operativa. È stato fatto il passaggio in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, per cui AMIA Verona, che era una società del gruppo AGSM, municipalizzata di Verona, adesso è una società al 100% sotto il controllo del Comune di Verona, per cui il servizio dei rifiuti è stato preso in house providing a cascata da parte del Comune di Verona. È stata fatta una fusione inversa della nuova società AMIA VR nella vecchia società AMIA Verona, depurata da altre funzioni e partecipazioni. Per arrivare a questo, quindi 5 anni di lavoro, ci sono tanti passaggi che hanno coinvolto il Consiglio Comunale di Verona. Innanzitutto la fusione che c'è stata delle multi-utilities di Verona e di Vicenza, quindi AGSM per Verona e AIM per Vicenza, la costituzione della NewCo, quindi la nuova AMIA, e l'approvazione del piano di bacino, su cui mi soffermo un pochino nell'intervento. Poi c'è stata l'acquisto della vecchia società, la scelta di modalità di gestione per l'affidamento dei rifiuti, appunto l'in-house, e l'affidamento vero e proprio che come Consiglio Comunale abbiamo fatto in queste settimane. Il piano d'ambito per Verona appunto parte da questo dato di fatto della raccolta differenziata molto, molto bassa, quindi si vogliono aumentare gli standard ambientali della gestione dei rifiuti a Verona, raccolta differenziata e ridurre la produzione del rifiuto secco indifferenziato verso gli obiettivi regionali, nazionali e europei, che per il Consiglio di Bacino di Verona valgono il 76% della raccolta differenziata al 2030. Ricordo che noi siamo al 51% ancora oggi, e qui questo è un dato che ci pesa molto, e la quantità di rifiuto urbano residuo a 115 kg abitante per il Consiglio di Bacino. Il secondo obiettivo del nostro piano di bacino, approvato nel 23 dal Consiglio Comunale di Verona, è migliorare il decoro urbano, perché quando parliamo di rifiuti parliamo di un servizio reso ai cittadini, quindi diminuire anche le questioni relative agli abbandoni e garantire una maggiore pulizia. Su questo abbiamo appena approvato il regolamento degli ispettori ambientali
che saranno dipendenti della società AMIA. Migliorare i servizi alle imprese e ai cittadini, nuove isole ecologiche, per dirvi la città di Verona ne ha solamente 2, 250.000 abitanti, e migliorare il rapporto con i cittadini e le imprese, quindi rendicontare meglio l'attività fatta e anche dal punto di vista della tariffa migliorare i rapporti. A Verona abbiamo una società che è Solori, si occupa della gestione della riscossione della tariffa. In termini pratici quindi ci sarà una modifica del sistema di raccolta dei rifiuti a Verona che adesso prevede i raccoglitori stradali in quasi tutto il comune eccetto le frazioni periferiche dove c'è il porta a porta ormai da 20 anni. Ripeto, dove ci sono i contenitori stradali, i cassonetti stradali, saranno introdotti quelli ad accesso controllato, quindi con la tesserina per il conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata. Quindi ecco che quello che è stato fatto dal Consiglio di Bacino, che Verona Città, il Consiglio Comunale corrisponde con il Consiglio di Bacino, quindi noi votiamo il Consiglio Comunale e diamo piena attuazione agli indirizzi del Consiglio di Bacino, è quello di aggiornare il contratto rifiuti che vi dicevo 1999, adesso partirà il nuovo contratto di servizio dal 1 gennaio 25, affidato per 15 anni, quindi l'affidamento è stato fatto per 15 anni alla società AMIA, appunto, in house, e prevede un costo annuale di attività pari a 50 milioni di euro. La nostra società, oltre ai rifiuti, gestisce anche il verde, ma non mi dilungo su questo. Le ultime due cose che dico è che i nuovi affidamenti verde, ma soprattutto rifiuti, richiederà alla nostra azienda un grande sforzo di organizzare il lavoro, perché appunto bisogna raggiungere obiettivi performanti e rendicontarlo molto meglio di quello che è stato fatto in passato. E i nuovi affidamenti garantiranno però anche lato comune un maggior controllo sul servizio che viene erogato, che ricordiamoci insomma è un servizio garantito alla cittadinanza, alle imprese. Grazie. Grazie mille e vorrei ringraziare anche il comune di Verona che ha già partecipato con un consigliere anche per sottolineare la volontà di arrivare a risultati alti e crederci nella possibilità di migliorare le performance, cosa che si può fare. Appunto il comune di Cerro Vigo in 3 anni ha fatto il più di 17 per 100, per cui si può fare questo sicuramente. Grazie. Grazie. Sì. Marco Pazzini, direttore Consiglio di Bacino Belluno Dolomiti, e si prepari Guido Sartorato. Buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell'Ecoforum, Legambiente. Nell'edizione precedente a Roncade, a Treviso, ero in carica da 15 giorni, per cui mi sono trovato un po' anche catapultato in una realtà anche differente dal mio territorio di origine, e quest'anno, dopo un anno, dico che è stato un anno fruttuoso, un anno impegnativo e che dà comunque lo stimolo per partire come Consiglio di Bacino Belluno per gli obiettivi futuri. Raccolgo lo stimolo degli interventi iniziali di Chiosi e di Tomiato relativamente a quello che è stato il lavoro, appunto, che ho condiviso per intero sulla determinazione della tariffa unica regionale del secco, che rappresenta un unicum nel panorama nazionale di un tentativo di raggiungere un'equità complessiva, diciamo, per quanto riguarda tutti i cittadini. Il telefono che vibra lo spegniamo. E quindi rappresenta un tentativo di raggiungere un sistema di equità territoriale che è lo stesso obiettivo poi che più in piccolo rappresentiamo nel territorio del bacino belluno. A questo vorrei aggiungere anche il lavoro condiviso nell'ultimo anno, sempre con la Regione ed ARPAV, per quanto riguarda la rappresentazione e la pianificazione dei flussi verso gli impianti di piano del secco,
perché è stato ed è un lavoro complicato, una regia e una regolazione condivisa insieme all'ente regionale che impegna tutti, sulla quale anche noi come territorio abbiamo le nostre belle problematiche, almeno per il nostro impianto di Cortina, e di questo ringrazio perché non era assolutamente scontato che ci fosse un livello di coordinamento e anche di condivisione un po' degli obiettivi e delle emergenze che si possono rappresentare sui territori. Qual è il ruolo del Consiglio di Bacino? Soprattutto per Belluno, dicevo, è stato un anno impegnativo, mi sono trovato in una situazione in cui prima non c'era un direttore in carica e quindi l'ente esisteva ma non aveva modalità operative piene e complete. In questo anno è giunta a conclusione il percorso di affidamento a gestore unico in house, che diciamo che è durato anni, è durato anche, è partito già ben prima del mio arrivo, e che ha portato da una situazione legata ad un'estrema frammentazione delle gestioni, perché ogni territorio, ogni valle si è autogestita, quindi anche con gestioni ancora in economia fino a qualche anno fa del servizio rifiuti, e è arrivata progressivamente ad una situazione nel 2023 con 4 gestori in house, tutti e 4 in house, e la quinta gestione che era quella a mercato del Comune di Cortina. È stato possibile attraverso un percorso condiviso che ha portato alla costituzione di una holding societaria con a capogruppo una delle 4 società, la Bellunum, e le altre 3 come società controllate. Soluzione di aggregazione societaria che è stata anche validata dalla sezione regionale della Corte dei Conti Veneto, per cui diciamo che può partire con tutti i crismi, con l'affidamento del servizio quindi a gestore unico in house per i prossimi 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 25. Questo per dire che l'operatività del Consiglio di Bacino parte da qua e diciamo che il superamento della frammentazione in un territorio così affascinante dal punto di vista paesaggistico ambientale, ma anche così complicato dal punto di vista geografico, orografico, della viabilità e anche della logistica, della gestione del servizio rifiuti, trova il suo punto di partenza in questo affidamento a gestore unico. Perché dico punto di partenza? Perché sono superate, è stato creato un po' il vestito di questa nuova aggregazione societaria. Ora dobbiamo lavorare per arrivare a portare ad essere un'entità unica questa nuova società che si è creata, svolgendo in pieno il nostro ruolo di regolazione e controllo. E mi viene da dire che come diceva prima il mio collega Biagini qua di Rovigo, il ruolo del Consiglio di Bacino è importante perché dà un po' il senso di quello che deve essere un po' l'elemento aggregante del territorio e mette un po' il cappello a quelle che sono le buone intenzioni che mal poi si traducono nell'esigenza di aggregazione. Per cui questo affidamento a gestore unico rappresenta un punto di partenza, perché adesso bisogna lavorare e bisogna portare a risultati di omogeneizzazione del servizio sul territorio, proprio in nome del raggiungimento dei principi di equità e di omogeneizzazione appunto per tutti. Questo perché? Perché nella pianificazione d'ambito, proprio per arrivare a soluzioni di mediazione che potessero essere condivisibili da tutto il territorio, si è stabilito di mantenere con pari dignità i 2 sistemi di raccolta, quindi con lo stradale evoluto e col porta a porta, a condizione che in tempi brevi o medio termine si arrivasse poi ai sistemi di misurazione puntuale del rifiuto. Questo perché i numeri che abbiamo visto anche nei rapporti presentati questa mattina da ARPAV di Belluno sono molto positivi, nel senso che sono già in linea con quelli che sono gli obiettivi medi di piano 2030,
che però prevede per il bacino belluno degli obiettivi chiaramente ancora più sfidanti di quelli che sono i numeri medi, i medi di piano 2030, anche perché chiaramente per contribuire a quella che è il miglioramento complessivo della qualità del servizio rifiuti e dei risultati ambientali della Regione Veneto. E siamo già attorno all'85%, siamo già sotto gli 80 kg pro capite di RUR, però ecco, gli obiettivi parlano di 89% per percentuale di raccolta differenziata e di 51 kg di RUR residuo per il 2030. E questi sono obiettivi che chiaramente raccogliamo, cercando anche magari di migliorarli da qui alla scadenza prefissata, tenendo conto che, vi dicevo, è un punto di partenza questo affidamento gestore unico, non è un punto d'arrivo, perché manteniamo comunque la frammentazione sul territorio legata ad aver messo insieme entità che fino ad ora non sono state abituate a lavorare insieme. Abbiamo su 60 comuni e 198.000 abitanti, per cui mi sa che abbiamo il record di bacino numericamente più piccolo, anche se il territorio, lo conoscete, insomma quello della provincia di Belluno, è molto esteso, e abbiamo una quarantina di bacini tariffari, il che significa dover lavorare appunto in maniera anche sfidante per arrivare ad armonizzare e a omogenizzare un pochino quelli che sono le tariffe e i sistemi di raccolta. Abbiamo ancora su 60 comuni una ventina di comuni in tari, chiaramente nel nostro progetto di affidamento abbiamo previsto un percorso progressivo di allineamento e di adeguamento a tariffa puntuale di tutti i comuni, e contiamo anche qua entro il 2026 di arrivare a completare tutti i 60 comuni a tariffa puntuale. Quindi abbiamo alcune zone, alcuni territori che sono dal punto di vista dei risultati e dall'armonizzazione dei sistemi di raccolta rimasti un po' indietro. Pensiamo ai territori dell'alta montagna, ad esempio il Comelico, la Val Comelico ancora è attorno al 60-65% di raccolta differenziata, e con il sistema di raccolta stradale senza misurazione puntuale, per cui ecco, io ritengo che diciamo, il fatto di arrivare a questa gestione unica sia nel nostro piccolo, nel nostro bacino bellunese, dia la possibilità anche di rappresentare le buone pratiche anche per aiutare i territori che sono rimasti indietro. E quindi... La invito a concludere, grazie. Sì, arrivavo ai 10, arrivavo. Quindi... Erano 6. Ah, erano 6, allora non vi rubo altro tempo, mi sono perso il target, il tempo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Marco Pazzini anche per l'esaustività. Allora, Guido Sartorato, direttore del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, e si prepari Luisa Tiraoro. Buonasera a tutti, rappresento la Sinistra Piave che rispetto alle problematiche di altre autorità di bacino ha un territorio molto più semplice, perché non ha la presenza della grande città, non ha una vocazione altamente turistica, anche se il recente sito UNESCO della zona di Valdobbiadene e del Prosecco sta creando un movimento turistico ben visto, crea dei problemi, ma sono convinto che si possono tranquillamente risolvere. Vorrei sottolineare innanzitutto il risultato raggiunto insieme con i miei colleghi per quanto riguarda la tariffa unica, grazie alla mediazione importante fatta dalla Regione e anche dall'ARPAV, perché non vi nascondo, e l'abbiamo potuto vedere tutti, che all'inizio i primi approcci non sono stati semplici, perché ogni autorità di bacino che prima viveva in un mondo autonomo voleva conservare le proprie prerogative. Si vede già adesso come ciascuno di noi che viene ha qualcosa da ridire sul sistema di applicazione di questa tariffa, ma io credo che in ogni attività di mediazione, così come è stata fatta dalla Regione, in cui ha cercato di contemperare interessi diversi,
Se tutti hanno un rimpianto da fare vuol dire che la mediazione è riuscita e su questo a me verrebbe da dire così. Come autorità di bacino in questo momento qua noi abbiamo 3 problemi sostanziali che stiamo vivendo. Il primo è sicuramente l'utilizzo dell'ecocentro. L'utilizzo dell'ecocentro improprio fatto dalle attività produttive che vengono in ecocentro a smaltire i rifiuti gratuitamente con un numero indefinito di passaggi. Ci sono passaggi anche a 110-120, pensionati che vengono 140 volte in ecocentro su un anno, il che mi fa pensare che sta agendo per conto di altri. E quindi sicuramente a livello regolamentare, so che altri centri l'hanno già fatto, per esempio so che Priul ha già introdotto delle limitazioni di accesso, io vorrei introdurlo, ho un po' l'opposizione dei sindaci su questa limitazione, ma indubbiamente in questo momento qua gli ecocentri mi producono tanto rifiuto secco non riciclabile. È anche vero che abbiamo sperimentato in 2 ecocentri i centri di riuso, ossia la possibilità attraverso la bacheca di recuperare quei rifiuti abbandonati ma che possono avere una seconda vita, e quindi è già partito da un anno. Il risultato che si sta vedendo, si sta muovendo lentamente questo risultato, soprattutto per alcune categorie di rifiuto che sono stranamente i giocattoli che vanno a ruba nell'ecocentro e sui mobili. Io credo che questo, so anche che la Regione ci sta lavorando su questo, sia sicuramente un buon uso del centro di riuso, perché si perseguono 2 obiettivi, che è quello da un lato della riduzione del rifiuto residuo secco non riciclabile e dall'altro lato una funzione sociale, perché le categorie che si presentano al centro di riuso sono le categorie più fragili della nostra società. L'altro aspetto problematico che noi stiamo vivendo in questo momento qua, lo abbiamo apprezzato su un incontro che abbiamo fatto con le associazioni di categoria non domestiche, è quella della vigilanza. Ossia la vigilanza sia per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti nel territorio, ma soprattutto per l'evasione delle categorie non domestiche. Vedete che è collegato con l'utilizzo improprio dell'ecocentro. E ci viene richiesto da tutti guardate che noi non facciamo denunce, perché giustamente non lo facciamo, ma pretendiamo che voi andiate a fare una verifica sul territorio per vedere se ci sono non iscritti all'anagrafe, però qua ci vuole il personale. Per fare questo tipo di attività ci vuole sicuramente il personale. Legato al settore non domestico, lancio un problema che probabilmente riguarda tutti noi, è sulla tariffa il problema dimensionale legato alla quota fissa, che diversamente io sinceramente mi sto scervellando come possa essere ripartito tra la categoria non domestica, la quota fissa, se non si prende come riferimento, seppure attraverso scaglioni, l'aspetto dimensionale. Se prendiamo il reddito varia di anno in anno e quindi non si possono fare previsioni. Prendiamo il numero degli addetti, anche questi è un requisito variabile, tenuto conto che comunque la quota del fisso alla categoria non domestica è una scelta politica che fanno i sindaci di una determinata percentuale. Come ripartire tra il settore non domestico la quota che devono comunque sostenere se non prendiamo come riferimento un elemento obiettivo e di facile consultazione? Io questo veramente, nel momento in cui facciamo gli scaglioni, io sto facendo degli scaglioni, mi rendo conto che se si va di fronte a un giudice ci dà torto sicuramente, perché l'aspetto dimensionale c'è, perché anche lo scaglione è fatto sulla dimensione. Quella circolare statale, perché va bene il dimensionale sullo svuotamento che nella maggior parte dei casi noi non l'abbiamo, ma sulla quota fissa io ho grosse difficoltà a pensare che sia stata una scelta corretta quella di toglierla. E con questo io vi passo la parola a quello che vi ho detto. Grazie a Guido Sartorato. Ringrazio chiaramente anche chi è rimasto, insomma siamo mai in chiusura, quindi chiedo anche di rimanere nei tempi. Luisa Tirarolo, direttrice del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, e poi Paolo Contò. Buonasera a tutti. Non sono l'ultima, allora ecco, mi stavo appunto chiedendo. Rappresento
il bacino Venezia Ambiente 45 comuni e 870.000 abitanti, quindi rispetto a Belluno c'è un rapporto abitanti-numero di comuni inverso, diciamo. Quindi ho comuni di medie dimensioni oltre a Venezia, ho Chioggia, ho San Donà di Piave, ho Mira, ho tutto il litorale. Vengo oggi dall'assemblea di bacino e il presidente ha ricevuto tutta la documentazione, gli ho fatto il pacchettino per lunedì per la tariffa unica di smaltimento, ha detto che si leggerà durante il fine settimana la documentazione, magari mi chiamerà perché effettivamente è una documentazione insomma difficile. Lui ha già partecipato anche alla commissione consigliare, in febbraio era presente insieme ad altri presidenti e direttori, quindi sia il direttore che il presidente dovrebbero essere pronti per andare a deliberare la tariffa unica. Ecco, questo per dare anche una risposta alla Regione. Si va avanti, sono d'accordo con i miei colleghi. Allora, tra di noi c'è il mutuo soccorso, lo confermo, Piero, c'è già il mutuo soccorso. Ok, però è valida anche la considerazione che ha fatto Andrea, che adesso non so se siamo già andato via Baldisseri, di avere anche, continuare con la Regione, quello che avevo chiesto anche delle riunioni tecniche periodiche per confrontarci su varie tematiche che sono sempre all'ordine del giorno, poi magari a uno manca l'aggiornamento normativo perché in quel momento era impegnato su un atto e quindi si perde per la strada perché appunto non siamo tantissimi, la materia è complessa dal punto di vista normativo, soprattutto tariffario, tributario. I comuni mi chiedono qualsiasi cosa come se fossi una tuttologa, noi siamo molto disponibili e quindi la proposta è di continuare con magari riunioni tecniche e magari anche agire, questo è stato un po' lo spunto che avevo sentito al telefono Piero, sulla formazione. Io parlo per i PEF, perché diventerà sempre più difficile. Io ho sentito i miei colleghi, direttori del servizio idrico integrato, disperati. Dopo 14 anni, no, 10 anni, 12 anni di regolazione tariffaria. Noi siamo al quarto anno, lasciando stare i conguagli 18-19, secondo me, onestamente, mancano competenze e facciamo fatica anche a trovare dei consulenti. La Regione anche lo sa perché appunto ha affrontato la tariffazione degli impianti. Questo è un tema, quindi il tema formativo sui PEF secondo me sarebbe importante, ma anche su altre materie, perché magari io ho la competenza da economista, ma altri miei colleghi che non ce l'hanno hanno già esperienza che può comunque portare a fattor comune. Questo anche per far crescere magari anche delle professionalità in questo campo, perché comunque il futuro è la regolazione ARERA e la programmazione regionale. Quindi accolgo lo spunto in modo costruttivo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece gli effetti del piano regionale, il conseguimento degli obiettivi di bacino, so bene che noi non saremo mai in grado, anche se siamo a un 73,4% medio dei risultati 23 delle statistiche definitive, e non abbiamo dei grandi aumenti in questi anni, vabbè, lasciamo stare il periodo pandemico. E sicuramente adesso, parlo anche a nome del Presidente che ha parlato oggi in assemblea, il litorale dovrà essere fortemente coinvolto. Cioè l'intervento per noi sarà sul litorale dove siamo indietro, ma inevitabilmente, perché se è vero che il Verona Nord, che è quello che ha il turismo come noi, ha 25 milioni di presenze, noi abbiamo 38 milioni di presenze su tutto il litorale, perché andiamo da Bibbione a Chioggia, quindi ogni comune ha un numero esponenziale di turisti anche giornalieri, quindi il tema è comunque insomma abbastanza importante. Allora uno dice non faccio niente, no, invece no, dobbiamo fare, dobbiamo migliorare, abbiamo la fortuna di avere un unico gestore e un affidamento al 2038, da adesso si parte. Per me ARERA è stata un'opportunità però con i miei comuni, perché una regolazione che va verso l'omogeneità di gestione, di regolazione tariffaria è importante, è stato importante per noi per quanto complessissima. Infatti direi lavoriamo bene negli anni dispari, perché negli anni pari abbiamo l'MTR, cioè lavoriamo più per la onestamente devo dirlo, perché il tempo a disposizione è tiranno, quindi si può lavorare di più sul servizio nell'anno dispari. Quello che mi troverò a fare
stiamo scrivendo i disciplinari tecnici. Sì, stiamo scrivendo i disciplinari tecnici, faremo il programma dei controlli, anche Anea ci aiuta molto, la rete Anea è molto forte, quella dell'Associazione di Enti d'Ambito Nazionale, quindi anche là si fa un lavoro formativo. Se facessimo anche un lavoro tra di noi, formativo, comunque costruttivo, di confronto, secondo me avremo tutto da guadagnarci da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le attività che stiamo svolgendo, a parte quelle che andranno, purtroppo stiamo assistendo, ne parlavo ieri con Stefano Tessari al telefono, a un grossissimo, purtroppo, un fenomeno degli abbandoni in aumento. Abbiamo contribuito con le fototrappole, abbiamo dato moltissimi soldi ai comuni, più bandi in questi anni, anche come bacino. Abbiamo fatto dei regolamenti, abbiamo fatto il regolamento unico delle sanzioni, cioè stiamo intervenendo, abbiamo chiamato le polizie locali. Adesso lavoreremo con gli ispettori, infatti anche l'altro collega ha riferito, effettivamente adesso faremo i turni in modo tale da presidiare ancora meglio il territorio, però è proprio un fenomeno sociale, cioè non è che poi Veritas ha delle squadre che vanno a tirar su quello vicino al cassonetto, che è la linea guida che abbiamo fatto con gli abbandoni con ARPAV, e vabbè, ma abbiamo tantissimi fenomeni di abbandoni ovunque, sia sullo stradale sia sul porta a porta, c'è un comportamento totalmente irresponsabile da parte della cittadinanza, e questo è un aspetto che secondo me è molto grave e non so come dovremmo riflettere, almeno per il nostro bacino è un tema questo. Quindi cercheremo di conseguire gli obiettivi di piano, però ecco, magari anche il regolamento unico ci può aiutare, perché comunque stiamo andando verso un'omogeneizzazione dei servizi. Certo che poi se di contro abbiamo abbandoni di questo tipo, noi dobbiamo anche contrastare, come dire, garantire il decoro della pulizia del territorio. Quindi, stante queste problematiche, noi ci siamo, ecco. Avrei finito. Grazie Luisa Tiraoro, anche la disponibilità. E Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino Destra Piave Priula, e poi un rapido commento chiederei a Tomiato e Chiosi, prima poi di cambiarci con i rappresentanti poi del Consiglio regionale. Sì, non abbiamo tutti. Ha avuto un mezzo approccio da me stamattina. No, perché ti ho detto che ero ultimo, mi pare che mancasse uno. Vabbè, allora il miglior discorso sarebbe dire andiamo a casa, no? Cioè, per me, penso che siate anche stanchi. Però così mi sento un po' la responsabilità del più vecchio, come data del direttore, diciamo, ecco, di nomina originaria. E, mi viene da fare un discorso che coglie le mosse dagli interventi, da quei temi che riguardano la condivisione, della formula della condivisione, e anche la provocazione di Piero, cioè, ho fatto queste riflessioni che sono scritto mentre susseguivano gli interventi. Il Veneto ha un'esperienza di raccolta differenziata, di movimento, di quello che siamo adesso, che è nato dal basso, bisogna dircelo, è nato dai territori. Quello che è successo è stato il sindaco, i sindaci, si sono un po' messi insieme, qualche volta da soli, è nato un moto ascensionale che ha costruito qualche bacino che già cominciava, poi a volta questa alta pressione al suolo si è sviluppata e ha creato anche un movimento alla regione. Però questa storia locale ha contribuito a stratificare delle isole, grandi o piccole, addirittura anche isole piccolissime, che abbiamo coltivato e sviluppato come diversità, addirittura anche all'interno del nostro bacino, cioè non solo un'isola che è il bacino, ma dentro il bacino c'era un'isola nell'isola, un atollo, un sistema di atolli, quasi un'autonomia che diventa indipendenza, vuol dire non è più neanche autonomia. Ora c'è bisogno di fare squadra, condivisione. L'anno scorso si usava famiglia all'Ecoforum dell'anno scorso. Io stesso ne ho bisogno, perché uno dice vabbè, ma tu hai già gli obiettivi raggiunti al 2030, probabilmente sono quelli. No, perché quando si raggiunge certi risultati il nemico è la stanchezza e la mancanza di stimoli.
ma ciò che mi succede attorno, quando guardo i miei colleghi, quando vedo Rovigo, che ha fatto, mi incoraggia e mi stimola a dire no, qua devo andare avanti anche a me. Questo desiderio, bisogno, è stato raccolto dalla Regione, che ha preso il frutto del territorio e si è assunta delle responsabilità nuove. Ci sta aiutando a risolvere dei problemi che da soli non riusciamo a risolvere. E ha dato una casa condivisa anche a noi direttori, oltre che ai presidenti. Ha creato uno spazio che non avevamo. Abbiamo sempre però il limite delle dimensioni che abbiamo come bacini, e qua vengo alla provocazione di Piero, e alle difficoltà, specie dopo Arera, o grazie ad Arera, si sta verificando, stiamo sbattendo il naso con i nostri limiti. Sono i limiti perché noi abbiamo scelto di rimanere isola a suo tempo e adesso ci scontriamo. Quindi si potrebbe dire che a causa del suo mal, ecco, oppure hai voluto la bicicletta, cioè non possiamo più dirci voglio decidere a casa mia, facciamo quello che, e poi mi lamento perché c'è Arera. No, meno male che c'è Arera. Cioè, ci sta interpellando su un problema. Possiamo vivere in 2 persone che lavorano, in 3 persone che lavorano e lamentarci di Arera, o lamentarci perché non ce la facciamo con i compiti e le normative, poi le rendicontazioni, le perequazioni, e tutto scade domani, vi ricordo, per tutte le perequazioni del Salvamare. Cioè, non possiamo, abbiamo un sacco di fatiche, però voi avete nominato il responsabile per conservazione dei dati, avete fatto la formazione per la conservazione dei dati documentali, e via dicendo, il DPO, come avete tutto in DPO? Abbiamo 12 DPO, sì, abbiamo 12 DPO. Va bene, andiamo avanti così? Ne facciamo 12 o ne facciamo 1? E lo distacchiamo quota parte in tutti i bacini? Tanto per dire una cosa. O vogliamo rimanere, però la prossima volta non protestiamo più, voglio dire, che la regione che cerca di fare le cose da sola dice ma tu potresti fare meglio, e noi cosa facciamo? Non ci mettiamo insieme su niente quando uno tenta di mettersi insieme. Ecco. Quindi abbiamo cominciato, io dico che Rovigo sono venuto qua con orgoglio di aver fatto un pezzettino piccolo, che sto lavorando con Verona Sud e spero tanto che diventi il miracolo che Rovigo ha fatto. Un po' abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo tracciato una strada. Quindi la proposta del Consiglio di Bacino Zero va bene, però anche questo deve nascere come un moto ascensionale dove trovo una casa che ci presenta la regione, cioè deve nascere così come siamo abituati noi in Veneto, insomma il basso fa la forza dei territori. E tenete conto che i nostri gestori hanno già cominciato, c'è la Rete Ambiente Veneto, cioè loro hanno bisogno non solo di trovarsi, di fare le operazioni di tipo anche di organizzazione, di confrontarsi, ma anche che noi diamo anche degli strumenti e diciamo, un terreno di regole o di stimoli o di aiuto per poter fare le cose che stanno programmando, no? di coordinamento. Ecco, io credo che adesso, l'anno scorso era con famiglia, adesso è condivisione, magari il prossimo anno diremo abbiamo fatto questa esperienza, proviamolo, troviamo quell'esperto di Arera e lo fa per tutti, troviamo l'esperto di non so che e lo fa per tutti, qualcuno che ha un'esperienza può farlo, ecco, dico cose molto banali, ma ora dopo tutte queste parole chiudo con questa. Tutto bello, ma lunedì noi ci peseremo. Veramente, se saremo all'altezza delle nostre dichiarazioni di principio, sulla condivisione o se i distinguo, ma saranno ancora l'alibi per rimanere delle isole. Vediamo. Grazie. Grazie a Paolo Puntò anche per la riflessione finale. Chiederei una battuta, diciamo, e una riflessione, una risposta, insomma, a Eloris Tomiato, Francesco Chiosi. Sono tanti chiaramente le riflessioni emerse, le discussioni, le critiche, le proposte, però cerchiamo di condensarlo. Io mi aggancio al ragionamento di Paolo. Allora, in questo gruppetto che abbiamo messo in piedi, che è fatto da 7-8 persone, no? tra
tra ARPA e Regione, allora ci siamo spesso domandati nella costruzione, il mio collega Alberto si è strappato tutti i capelli per mettere poi a regime in un applicativo, in un tools, no? Ma è evidente che quando giochiamo con i numeri, allora magari qualcuno, vado un po' a memoria, qualcuno dice: ma nei pesi che mi consentono di avere un risultato economico migliore rispetto agli altri miei colleghi, io che ho già raggiunto gli obiettivi di piano mi batterò perché pesi di più l'aver raggiunto gli obiettivi di piano. Magari qualcun altro dirà: ma nel coefficiente di quanto concorro all'assorbimento dei flussi di altri, io che ho più impianti, forse è meglio che questo coefficiente pesi di più. Allora è evidente che, ed è per questo che un po' mi sono preoccupato dal ragionamento del presidente del Verona Nord, perché il tema non è se ognuno di noi gioca con questo tools o con questo applicativo, è evidente che inserisce i numeri che più fanno comodo al suo territorio. Ma il tentativo era scardinare questo principio e dire: mettiamo i numeri che fanno comodo al Veneto. Allora facciamo rinunciare a Paolo Contò un po' delle sue buone pratiche che gli porterebbero a una valorizzazione economica magari più importante, facciamo rinunciare a Laura un po' quello che gli porterebbe dall'avere in sostanza un territorio che attrae molti rifiuti da altri, aiutiamo Verona Centro in un percorso di virtuosità che parte un po' più indietro di altri, ma da questo nasce quell'equilibrio dei coefficienti che non sono scolpiti nella pietra, ma che ci servono per dire: ok, partiamo. Poi nel tempo avremo la possibilità di raffinarli, di dire: beh, va, forse il turismo l'abbiamo considerato non sufficientemente, no, allora, ma è proprio quella cabina di regia che è fatta dai 12 direttori, oltre a quel gruppetto che abbiamo detto di servizio, no? che Regione ARPA mette a disposizione, ma che serve per dire: cammin facendo impareremo intanto a misurarci, perché questo serve a superare le diffidenze che ognuno di noi ha, serve anche a capire le dinamiche. Ma io ritengo che se perdiamo lunedì, cioè perdiamo ancora del tempo per dire allora la mia preoccupazione principale è che se saltiamo il 1° gennaio 2025 poi abbiamo un anno elettorale, poi avremo comunque qualche altra scusa per non partire. Ecco, è un po' questa la mia preoccupazione. Allora, mi aggancio all'intervento che aveva fatto prima il direttore del Verona Sud. È vero, forse anche noi in questi giorni ci siamo un po' persi, no, dietro il desiderio di dare il dato preciso, ok? E quindi tenete conto che dalla riunione che abbiamo fatto con i direttori a mercoledì, che sono stati trasmessi i dati, credo che abbiamo ricevuto, non so quante, Stefania, dimmi tu, richieste di correzione dei flussi. E ogni richiesta di correzione di flussi è un ricalcolo di tutte le tabelle del meccanismo tariffario e quindi di tutti i più o meno verdi o più o meno rossi. Quello che però bisogna tener conto è che lunedì non ci si può pensare di essere chiamati a dare un parere sullo 0, verde o sullo 0, rosso. Il parere viene dato sul metodo, sui pesi degli indicatori, quelli che abbiamo concordato, sui criteri, sulle percentuali di calmierazione, virtuosità, eccetera, su questi parametri qua. Lo 0, verde e lo 0, rosso è un parametro che varia, può variare, continuerà a variare, ci sarà una piccola variazione di una delle 10 tariffe, varierà, ci sarà una variazione di flusso perché in corso d'anno qualcuno dice ho bisogno di 1000 tonnellate in più, varieranno. Non può essere quello il punto su cui si è chiamati a dare un parere. Il parere è sul metodo e sui pesi che abbiamo discusso, sviscerato, come dire, soppesato anche sugli effetti che potevano avere, di cui parlava adesso l'ingegner Tomiato.
utile richiamare l'alternativa, secondo me. L'alternativa cos'è? Che noi oggi abbiamo uno scenario tariffario degli impianti di piano che non è quello di 2 anni fa. Oggi si applica l'MTR2 impianti. L'MTR2 impianti, la dico cruda, non guarda in faccia a nessuno. Si prendono i libri cespiti, si prendono i bilanci, si fanno i conti, li devono fare degli esperti perché noi non siamo in grado di farli, e a quel punto lì si valuta quello che ARERA consente di fare, quello che ARERA non consente di fare, e si calcola la tariffa, con i limiti alla crescita che ARERA consente. E posto che il calcolo viene fatto sul biennio precedente, ovviamente sui 2 anni, sull'N-2, oggi stiamo registrando gli enormi aumenti di costi che abbiamo visto tutti, anche in pizzeria, nel 2022-2023. Questo è il dato. E questo è quello che possiamo fare. Senza tariffa unica si torna allo scenario in cui ogni consiglio di bacino dovrà cercare posto sul suo impianto di smaltimento, al costo che l'impianto ha, la tariffa calcolata con l'MTR2, con annualmente soggetta al limite alla crescita che è oggi massimo del 6,7%, quindi non siamo più negli anni in cui variava di €1 ogni 7-8 anni, okay? Ne varia 5, 6, 7 all'anno, e senza questo meccanismo che consente di smorzare questi effetti, ognuno sarà esposto. La Regione non potrà più a questo punto dire tu vai a pagare 80, tu vai a pagare 150. Dovrà dire arrangiatevi, trovate spazio, in caso di emergenza diremo noi dove andare al prezzo che troviamo, cioè l'impianto che ha spazio, chiaramente. Cioè viene meno il discorso anche della programmazione dei flussi senza tariffa unica, perché appunto non può essere l'ente regionale a decidere il cittadino che deve pagare di più e il cittadino che deve pagare di meno. Quindi questo è un po' lo scenario in cui ci stiamo muovendo e la posta che c'è in gioco lunedì. Un altro input che era stato dato, sì è vero Luisa, come diceva anche Andrea, ci sono molti altri temi su cui è opportuno il confronto tra consigli di bacino. Effettivamente nell'ultimo anno probabilmente tutti i nostri spazi sono stati assorbiti dal tema della tariffa unica e di tutti gli aspetti che erano correlati, però effettivamente adesso l'auspicio che ci possiamo fare tutti è che questo tema vada un pochettino a regime, parta, e magari troviamo anche modo e tempo di reintrodurre altri discorsi che erano stati effettivamente anche avviati, abbozzati, no? O altri che magari potranno emergere nel confronto dei consigli di bacino, che appunto non termina sicuramente, cioè non si limita all'aspetto della tariffa unica, ma vuole essere un tavolo di confronto aperto su tutti i temi che riguardano la governance. Penso rifiuti simili, insomma ce n'è da discutere tantissimo. Grazie, l'ho ristoriato. Se aggiungo solo una questione. Allora, da ARPA ha ricevuto l'incarico da parte della Regione di avviare la scuola di formazione per l'ambiente e la sostenibilità. Se volete, voi 12, voglio dire, insieme con noi, insieme con la Regione, io metto a disposizione questo strumento. Abbiamo bisogno di capire in materia di PEF, abbiamo bisogno di avere una formazione dedicata al percorso della regolazione, abbiamo bisogno di cogliere alcuni aspetti che magari da soli, ancorché ci siano bacini da 800, qualcuno da 200, qualcuno da 100, però voglio dire insieme anche progettare che cosa ci serve. Una volta avviato questo percorso per raffinarlo, per guidarlo, per andare avanti, allora noi stiamo prevedendo per esempio la formazione di primo livello per 3.400, sono i vigili urbani, cioè la pulizia locale è fatta da 3.400 persone, che sono 3.400 sentinelle nel territorio. Quindi elementi di questo tipo li possiamo discutere su questo tavolo. Grazie a entrambe. Conclusioni finali affidate ai nostri rappresentanti in seconda commissione del Consiglio regionale Veneto, a Marco Zecchinato e a seguire Renzo Masolo. Potete... Grazie. Sì, avete in 5 minuti ciascuno. Grazie. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto Lega Ambiente per l'invito e per organizzare ogni anno da un po' di anni questo evento. Vi porto il saluto della Regione Veneto insieme al collega che
interverrà dopo di me. Voglio ringraziare fin da subito il direttore Tomiato e il direttore Chiosi per gli interventi di oggi. Vedo altri rappresentanti, altri dipendenti della Regione Veneto che sono molto attivi nel settore. Noi li vediamo in seconda commissione consigliare, ogni anno si fa una rendicontazione su quello che è l'andamento del piano rifiuti, ogni anno abbiamo una definizione del punto in cui si è, delle strategie. È già stato detto tantissimo, quindi io non vorrei ripetermi. Posso dire questo, che da un lato la Regione Veneto è a un livello altissimo, cioè abbiamo percentuali che ci portano in vetta alle classifiche in Italia, ma credo in Europa. Quindi da un lato questo è un bene, da un lato è un po' un male, nel senso che i margini di miglioramento sono sempre minori e lo sforzo è sempre maggiore. Però la Regione Veneto ha cercato di essere anche aperta, parlo come commissione consigliare. Noi nella definizione della tariffa, nel momento in cui il provvedimento è arrivato in commissione, in seconda commissione, abbiamo aperto le audizioni, anche se era sostanzialmente una deroga, nel senso che le audizioni generalmente le facciamo su progetti di legge, per cui lì si aprono le audizioni. Le abbiamo aperte ai consigli di bacino in maniera da avere un confronto. Questo grazie appunto all'ufficio di presidenza, a quello che hanno voluto i consiglieri partecipanti alla commissione, ma anche proprio dal confronto con l'assessore Botaccin, con la struttura di giunta, e quindi credo che questo sia stato un arricchimento per tutti, insomma, anche per arrivare a dare delle indicazioni che a noi arrivavano dal territorio, dai consigli di bacino, dalle province, dai comuni, e che poi questi sono riusciti a trasferire proprio in sede della commissione. La Regione Veneto è al lavoro anche dal punto di vista normativo, allargo un po' il tema, però credo possa interessarvi. Abbiamo approvato una legge quadro ambientale per cui tutte le procedure di AIA, VIA, Vinca e VAS adesso sono normate da un'unica legge che fa riferimento al 152, quindi c'è un'unica legge e 4 regolamenti per ogni procedura. Questo semplificherà poi a livello anche impiantistico le procedure che sono certe e precise con un regolamento ognuna. Aggiungo poi che eravamo intervenuti dal punto di vista normativo anche riguardo all'autorizzazione degli impianti, proprio in relazione alla tariffa, no? Perché l'ente che autorizza poi stabilisce, quindi di alcuni impianti di competenza provinciale diventano di competenza regionale, quindi ci siamo creati il sistema, il percorso per arrivare poi a mettere a terra queste strategie, queste procedure. Forse è già stato detto, ma chiudo dicendo che anche dal punto di vista dell'economia circolare in Regione, in Consiglio, abbiamo 2 progetti di legge depositati, unificati, una a firma del Presidente Zaia e una a prima firma del Presidente del Consiglio Ciambetti. Questi sono unificati, sono in Consiglio per fare il passaggio nelle commissioni, mentre è già stato licenziato dalla Commissione, dalla terza, il progetto a prima firma del Presidente di Commissione Andreoli sull'economia blu, la Blue Economy e l'economia circolare legato alla risorsa idrica. Per cui anche questo è un tema importante che stiamo portando avanti, in parte superato diciamo, agevolmente anche da quanto già previsto da Giunta con quell'accordo tra le 3 università, ARPAV e Giunta regionale, con il tavolo che c'è appunto sull'economia circolare, per cui diciamo parallelamente c'è già qualcosa di concreto che si sta attivando. Per cui ecco, io vi ringrazio ancora per questo momento, ringrazio tutti i consigli di bacino, gli amministratori che portano avanti la gestione dei rifiuti con miglioramenti continui. Noi ci siamo per qualsiasi cosa, sia come consiglieri insomma, che come struttura di giunta. Grazie e complimenti. Grazie Marco Zecchinato. Renzo Masolo, sempre della seconda commissione del Consiglio regionale. Prego. Saluti a tutte e tutte, ringrazio veramente tanto gli organizzatori e il Comune che ci ha ospitato, ma poi tutti quelli che hanno partecipato, i vari gestori, le partecipate, i consigli di bacino. Io diciamo, sono l'ultimo arrivato in Consiglio regionale e assieme farò un po' da pungolo rispetto all'intervento che ha fatto il consigliere Zecchinato, anche per controbilanciare un po' maggioranza e opposizione. Però per me questa giornata intanto è stata veramente formativa e di aggiornamento, ma penso che tutti gli amministratori debbano seguire una giornata come questa che ogni anno ripropone, fa un po' il punto della situazione sulla gestione dei rifiuti.
che di fatto, l'avete dimostrato voi con tutti i vostri interventi, è un tema estremamente emergenziale, anche perché stiamo accumulando, la clessidra diciamo si sta un po' alla volta svuotando e ci sono dei temi che sono sempre più stringenti, il tema che poi sono anche i cittadini che stanno mettendo anche un po' all'attenzione, il tema di voler aumentare, allargare, diciamo ampliare gli impianti, che tra l'altro è il titolo stesso, no? Il tema delle discariche che sono emergenze sempre più restringenti, senza pensare alle discariche dismesse, che sono anche queste emergenze a cui dovremmo sempre di più pensare, no? E questo è un tema, probabilmente, ci sono tanti temi, io mi sono segnato tantissimi appunti e erano dei punti che volevo anche mettere attenzione ma non c'è il tempo, ma questi appunti saranno per me preziosi anche per i prossimi mesi. Un altro tema che non è uscito ma che per me è fondamentale è l'aspetto dei cambiamenti climatici legati anche alla gestione dei rifiuti, perché abbiamo visto scene in questi mesi, pensiamo all'Emilia, pensiamo a Valencia, dove abbiamo visto tonnellate e tonnellate di rifiuti riversarsi sulle strade dopo l'evento. Questo è un tema, è un'emergenza per gli amministratori locali e per i gestori di rifiuti che si trovano a gestire delle emergenze sulla quale non abbiamo neanche le regole per farlo. E di fatto mettono alla luce un altro tema che non è uscito ma che secondo me è fondamentale, che non pensiamo che la discarica più grande che abbiamo nella nostra regione è dentro le nostre case, è una discarica diffusa dove abbiamo una quantità di rifiuti non differenziati che prima o poi dovremo gestire. Pensate alla quantità di rifiuti, tonnellate e tonnellate, metri cubi di rifiuti che abbiamo lì e che prima o poi, magari non noi, ma chi verrà dopo di noi dovrà gestire. Ecco, questi sono dei temi su cui veramente riflettere. Allora, io vado proprio al punto, perché poi, allora, un tema fondamentale, è già stato detto anche più volte nelle scorse edizioni, bisogna sempre alzare di più l'asticella, ma questa asticella deve essere alzata in maniera sempre più urgente, abbiamo meno tempo e per fare questo noi dobbiamo mettere in risalto le buone pratiche che sono uscite oggi, che ci sono veramente buone pratiche e queste devono diventare non punto di eccellenza, ma la normalità. Noi dobbiamo renderci conto che le nostre eccellenze dobbiamo investire risorse umane, tempo, risorse economiche per farle diventare normalità, cioè da questa normalità che deve essere diffusa e condivisa da tutti che dobbiamo rilanciare ulteriormente. Per far questo io prendo e lo faccio mio, ma penso anche il collega ha zecchinato, ma il tema del Consiglio Zero, del Consiglio di Bacino Zero, questo è un tema su cui veramente riflettere. Io penso, e ci sono i mezzi per farlo, bisogna creare, ed è un'esigenza che è nata da tutte le relazioni, le vostre relazioni, di creare una sorta di task force, che però non deve essere solo nominale, ma deve essere finanziata, deve essere sostenuta con risorse umane ed economiche, per creare un ente, un soggetto, una squadra, magari anche fuori dalle logiche della politica, e anche questo è un tema fondamentale, perché ormai la gestione dei rifiuti non deve essere più una cosa di destra e di sinistra, come la prima slide che spiegava la divisione dei 12 consigli. No. Non deve essere un criterio di tipo politico, ma deve essere un criterio legato alla competenza, alla formazione, al curriculum delle persone che devono costituire questa task force, che possono mettersi a servizio di chi tutti i giorni lavora su questo. E come si possono trovare le risorse? Le risorse si possono trovare, prima di tutto, e questo magari è una cosa anche un po' impopolare che dico, dagli utili dei gestori, che devono essere finalizzati su degli obiettivi precisi. Primo. Secondo, è venuto fuori il tema della comunicazione, ma la comunicazione deve essere una comunicazione spinta, ma più spinta ancora del porta a porta, deve essere una cosa prioritaria, in assoluto. Noi dobbiamo arrivare a tutta la gente e cambiargli la cultura, ma per cambiare la cultura delle persone bisogna investire tanti soldi, non tante parole, tanti soldi. Siamo in discussione di bilancio, sulla manovra di bilancio, e lì si capisce anche dove vanno i soldi. Per me, per il mio gruppo, è fondamentale, ha detto anche prima Cristina Guarda, che è sul pezzo e che ha ceduto il posto a me, ma lei ha lavorato molto su questo tema,
bisogna investire soldi veri di bilancio. Allora a questo punto io dico, quando adesso se voi chiedete, e concludo perché non ho più tempo, concludo solo con un esempio, quando voi chiedete alle persone ma preferite fare una nuova strada o bonificare un'ex discarica o un'area altamente inquinata? L'1% vi dirà bonifichiamo, il 99% vi dirà facciamo una nuova strada perché ci serve, perché dobbiamo muoverci. Ecco, l'efficacia di una politica comunicativa di cambio di cultura efficace deve farci arrivare in pochi anni a far rispondere alla gente il 99% bonifichiamo e l'1% facciamo una nuova strada. E questa è una provocazione che do, perché non ho più altro tempo. Ecco, vi ringrazio per aver tenuto viva l'attenzione fino all'ultimo minuto e buon proseguimento per domani. Tra l'altro vi confronterete anche con l'assessore Bottacin, per cui potrete anche parlare di protezione civile legata ai rifiuti. Io purtroppo non potrò esserci, ma mi dispiace moltissimo perché sarò all'Assemblea Nazionale di Europa Verde a Chianciano, per cui anche se è un impegno civico importante per ogni amministratore essere su eventi di questo tipo, per cui ringrazio per l'invito Lega Ambiente e tutti voi. Grazie ancora. Chiedo una battuta entro 2 minuti a Piero De Candia, direttore Lega Ambiente Veneto. Allora, se mettete il timer, io in 2 minuti e mezzo termino. Io volevo sottolineare in qualche modo quanto ci abbiamo creduto tutti voi e quanta fatica abbiamo fatto arrivare al punto in cui siamo oggi. Cioè, oggi siamo alla vigilia dell'approvazione della tariffa unica di bacino, la cosa che in qualche modo ha provato a raccogliere tutti quei contesti di equità, di solidarietà, di famiglia, dei consigli di bacino, tutte le cose che sono venute fuori oggi. Ed in questi anni abbiamo visto quanto tutti, ma veramente tutti, siamo resi conto che questo piano era necessario, perché questo piano, non dimentichiamocelo mai, vuol dire non abbandonare le discariche e non avere nuovi impianti di incenerimento. Se perdiamo l'occasione della tariffa unica, che magari potrà essere aggiustata l'anno prossimo con la revisione del piano nel 2026, potranno essere inseriti dei correttori maggiori per le città, per i turisti, per i comuni montani, chi lo sa, ma se perdiamo questa occasione qua, rischiamo di perdere l'obiettivo di 0 nuove scariche e nessun impianto di incenerimento nuovo in regione. Questo obiettivo ce lo siamo detti, ce lo siamo ribaditi tutti, è l'obiettivo che abbiamo ed è l'obiettivo a cui chiedo a voi direttori di sottolineare ai vostri presidenti l'UCND, perché l'importante è che quando sono al comitato di bacino ci si ricordi da dove siamo partiti. Se il piano rifiuti della Regione Veneto arriva all'obiettivo, penso che abbiamo fatto una rivoluzione straordinaria dove dalla singola amministrazione alla tecnica di ARPA di Regione Veneto, alla Giunta, al Consiglio, alle commissioni consigliari della Regione, tutti hanno dato il proprio apporto. Perdere questa occasione, cioè fallire l'occasione di lunedì prossimo, secondo noi è realmente un'occasione sprecata. Certo, questo è tardissimo, quindi vorrei solo rubarvi un minuto per ringraziare tutti quelli che ci hanno sentito di fare Ecoforum. Siamo alla 9ª
di direzione. Un grande grazie a tutti i partner, a Regione Veneto, ad ARPA per il supporto tecnico, ed un grossissimo grazie allo staff di Legambiente Veneto che ogni anno crea con fatica e però con convinzione questo evento che spero piaccia a tutti. Lascio la parola per i saluti a Gigi che voleva... No, 15 secondi perché... Vado? Si sente? No? Bene. Parlo da qua. Solo 20 secondi per ringraziare tutti per essere rimasti fino adesso. La discussione è ricca. È utile, spero, per voi, l'avete detto, ma è molto utile anche per noi, per provare poi a riversare tra i nostri soci, i nostri associati, i nostri associazioni, alleati con chi facciamo ambientalismo nel territorio, per ragionare concretamente sugli obiettivi da raggiungere. Vi ricordo soltanto che gli argomenti sono tanti, domani riprenderemo, e quindi uno dei temi da voi citati, quello della tariffa, domani lo proveremo a spiegare di nuovo con ARPAV, di nuovo con Regione Veneto, insieme a IFEL, Fondazione IFEL, insieme ad ARERA che sarà presente per raccontarci anche il loro approccio da autorità regolatoria, e l'invito ai vostri presidenti, diciamo, da direttori, ai vostri presidenti di Consiglio Bacino, ma anche ai vostri sindaci sul territorio, a essere presenti non solo per celebrare, qualora fossero comuni di cicloni, speriamo tra i 300 circa che premieremo ci saranno anche i vostri sindaci, ma anche per iniziare a lavorare con noi, per stare, come diceva Ciafani nella chiusura questa mattina, per stare nel comprensione, nel capire, nel comprendere e nel poi ragionare, applicare, conoscendo quello che stiamo facendo, poi l'azione nel territorio, che noi riteniamo fondamentale. Lo dicevo in apertura questa mattina, lo ribadisco, il nostro obiettivo sta alla base di questa piramide, l'obiettivo 17, sta lì dentro, perché fare partnership, ragionare insieme per raggiungere gli obiettivi e mettere insieme il raggiungimento dei tanti obiettivi di sviluppo sostenibile è un impegno comune che dobbiamo in qualche modo tutti fare nostro, mettendo da parte qualche orgoglio, qualche necessità diciamo, di singolo territorio, e provare a fare un'alleanza coesa che ci permetta di raggiungere i territori per il benessere e il bene di tutti i cittadini, dalle imprese al cittadino comune, agli amministratori, agli enti regionali, oltre che nazionali. Quindi grazie a tutti. Riprendiamo la maratona domani, per chi decide di fermarsi c'è la visita alla mostra di Palazzo Roverella e poi un aperitivo conclusivo. Buona serata.